pro ai servizi sociali? Assolutamente sì. Senta, questa misura alternativa riguardava la condanna per il furto a Cavò? Grazie Presidente. Buongiorno. Senta, ripercorrerò alcuni temi che sono stati già affrontati in sede di esame e vorrei soffermarmi sul suo incontro con Salvatore Buzzi alla fine del 2011. Senta, lei all'epoca... Mi sente? Sì. Lei all'epoca aveva terminato l'affidamento in pro ai servizi sociali? Assolutamente sì. Senta, questa misura alternativa riguardava la condanna per il furto a Cavò? Esattamente. Senta, la condanna, si ricorda quanta era la misura? La misura che stavo scontando era di 6 mesi. Di 6 mesi, che era il residuo. Sì. Senta, lei Sì. ricorda se questa sentenza nel capo di imputazione all'inizio le contestarono anche l'aggravante dell'articolo 7 del decreto legge 152 del 91? Mi sembra di sì, credo di sì. Non mi ricordo però, dovrebbe chiedere al mio avvocato. Non ricorda lo so. se fu esclusa dal Tribunale di Perugia questa aggravante? Sì, certamente sì, certamente fu esclusa dopo, però... Anche perché però, sarebbe stato ostativo a qualunque misura alternativa. Ovviamente, a qualunque misura alternativa, è chiaro. No, ma fu esclusa credo proprio direttamente dalla condanna di primo grado. Senta, lei in precedenza, così diamo una risposta a Carlo Bonini che ancora non lo ha capito, che su Repubblica... Sì, no, perché su Repubblica c'è stato uno sgradevolissimo articolo, Presidente. Almeno lo chiariamo, a beneficio di tutti. Lei in precedenza era stato condannato per la banda della Magliana, vero? Sì. Lei ricorda questi fatti a quando risalgono, cioè il periodo di contestazione di questi fatti? L'ho appena detto, avvocato. Sono tutti precedenti al 1981. Io l'unico reato specifico che ho pagato per la banda della Magliana, l'unico, oltre al reato associativo, perché dagli altri sono stati da tutti assolto dal primo grado in appello e confermato, è stato soltanto un deposito d'armi, il deposito delle armi della sanità, del quale peraltro mi pento di non aver fatto una richiesta di ulteriori cose, però comunque l'unico reato nell'ambito della banda della Magliana è stato un reato di un deposito di armi che è stato scoperto nel 1980, nient'altro. Avvocato, peraltro il capitano Mazzoli aveva riferito su questo aspetto della vicenda, quindi anche con riferimento all'epoca. Diciamo che farselo dire dal diretto protagonista, secondo me... I dati sono quelli, se c'è la sentenza o ce lo dice il diretto protagonista o ce lo dice il teste. Senta, lei in quella vicenda fu inizialmente rinviata a giudizio per rispondere di associazione per delinquere di stampo mafioso? Sì, come tutti. E fu poi assolta da questa contestazione? Sì. Senta, la Corte d'Assise che aveva emesso la prima sentenza disse che c'era l'associazione per delinquere... Ma li conosciamo questi atti, cioè li abbiamo visti, credo che siano anche agli atti. Vabbè, io faccio la domanda, Presidente. Ho queste domande iniziali da comprendere. Presidente, c'è un fatto. Salvatore Buzzi ha dichiarato di aver conosciuto Massimo Carminati in un certo modo. Quindi vorrei sapere da Massimo Carminati se corrisponde al vero che all'epoca Salvatore Buzzi potesse conoscere la persona dotata di questa, sua aspetto esteriore. Avvocato, Salvatore Buzzi ha conosciuto Massimo Carminati come Massimo Carminati, perché io ho stretto un rapporto d'amicizia con Salvatore Buzzi, quindi Salvatore sa esattamente come sono io, cioè, non c'avevo nulla da nascondere, nulla da dire che non fosse la verità. Ho capito. Senta, però come quasi tutte le persone che mi conoscono, insomma, cioè, come con quasi tutte le persone che mi conoscono. Una cosa è diciamo, una cosa creata per motivi diciamo, anche poco nobili, e una cosa poi è la realtà delle persone. Almeno credo che dovrebbe essere così. Lei riportò in primo grado una sentenza di condanna
che riguardava invece l'associazione per delinquere e la sentenza di primo grado disse che era un'associazione per delinquere di stampo mafioso? Guardi, avvocato, sinceramente non me lo ricordo, può essere pure di sì, non sono convinto, però io posso ricordarmi soltanto che il reato specifico anche in primo grado fu soltanto il deposito di armi della sanità. Fui assolto per quanto riguarda qualunque altra cosa, cioè questo è quello che io mi ricordo di quel processo. Sono passati onestamente anche quasi 20 anni, di processi ne ho fatti tanti, mi si sovrappongono le idee. E infatti era un po' su questo che volevo arrivare, perché poi la sentenza, quando passò in giudicato, lo ricorda per la sentenza della banda della Magliana? Credo dopo il 2000, avvocato, dopo il 2000 sicuramente. Quindi dopo il 2000, perché io poi negli anni 2000, dopo il colpo al cavò, feci anche 3 anni di libertà vigilata per quanto riguardava quel processo. Feci sì, 3 anni di libertà vigilata in coda al processo, però la condanna definitiva fu poco superiore ai 6 anni, non mi ricordo se fossero 6 anni, 6 anni e mezzo. Non era una condanna gravissima, insomma, rispetto a quelli che era stato l'inizio di quel processo. Senta, la Corte d'Assise di primo grado c'era il giudice De Cataldo, quello che poi scrisse il romanzo criminale? Fu relatore, sì. Fu relatore. Quindi la sentenza No, ma fu una sentenza molto onesta per quanto mi riguardava, non ho mai eccepito sulla sentenza della prima sezione del Tribunale, neanche sulle altre, però poi il dottor De Cataldo sfruttò quell'esperienza per fare, diciamo, un libro che ha avuto un grandissimo successo. Senta, questo libro non si parla mai di Massimo Carminati, ma si parla del nero. Può dire da quando lei ha percepito che il nero del libro di De Cataldo corrispondesse alla sua persona? Da prima che lo scrivesse, Presidente. Avvocato. È ovvio, era una cosa ovvia che il nero ero io, visto che parlava della banda della Magliana, non c'erano i nomi, ma non c'erano i nomi di nessuno, era un romanzo, lui l'ha scritto nel titolo, era un romanzo criminale basato sulla storia un po' vera, un po' inventata di una banda criminale di quegli anni. Era ovvio che il nero ero io. Tra l'altro era anche molto preciso, c'erano un sacco di riferimenti proprio afferenti il processo, insomma, cioè, il libro era abbastanza preciso. E ci sono, per quanto riguarda quello che è il nero, lei ha trovato delle similitudini con la sua persona oppure è gran parte inventata? Avvocato, ovviamente no, perché era un romanzo, lo dice, cioè, poi ovviamente no. Senta, nel 2000... È completamente inventato come tutti i romanzi, cioè, quindi, però è un bel romanzo, non è che... Senta... Forse è il migliore del dottor De Cataldo. Senta, quando nel 2002 è uscito questo romanzo, lei era... Prego? Quando nel 2002 uscì questo romanzo, lei era detenuto all'epoca? Non mi ricordo, forse per il colpo al cavolo, non lo so, non mi ricordo. Non si ricorda? No, però voglio dire... Senta, quando fu emesso il provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, innanzitutto da quale tribunale fu emesso? Tribunale di Perugia, di Roma, non lo so, io il tribunale di sorveglianza credo che fosse di Roma, non lo so, guardi, non mi ricordo, non sono... Le erano stati dati degli obblighi particolari? Certo, assolutamente sì. Ma io dovevo stare al negozio tutto il giorno, dovevo rientrare la sera alle 8, uscire alle 7 di mattina, firmavo, non mi ricordo se 1 o 2 volte a settimana, la domenica forse firmavo, avevo molti obblighi, moltissimi obblighi. Soprattutto il posto di lavoro era controllato, io ero super controllato nel posto di lavoro. Cioè, io ero controllato anche 2 volte al giorno, anche il turno della mattina e il turno del pomeriggio, tant'è vero che certe volte mi svegliavo, uscivo alle 7 dalla Bauhaus, che era un residence dove dormivo per non stare a rompere le scatole alla mia famiglia, perché sapevo che i controlli sarebbero stati continui. A me mi controllavano mediamente 2 volte a notte. 2 volte a notte c'avevo i controlli, 2 volte al giorno c'avevo i controlli, quindi certe volte aprivo la mattina alle 7:30 al negozio, perché la Bauhaus era vicino al negozio, scendevo dal negozio e scendevo dal residence e andavo direttamente al negozio, tanto non avrei avuto da andare da nessuna parte, insomma. Sì, no, ho
ho avuto diciamo, dei controlli assai stringenti, devo dire. Senta, palesi ovviamente. Come peraltro anche la libertà vigilata fu molto diciamo... Erano controlli palesi, voglio dire, cioè gli ufficiali di polizia giudiziaria si presentavano o erano... Assolutamente palesi. Venivano la polizia, venivano i carabinieri, venivano sempre. Io lì ho conosciuto quei ragazzi con cui ho parlato all'ENI, io li ho conosciuti in quella circostanza, perché erano quelli di Ponte Milvio che mi venivano a fare i controlli il giorno e la notte, e quindi siccome io sono una persona civile, parlo con tutti, loro anche hanno visto che non ero una persona che gli rispondeva bestemmiando se mi svegliavano alle 2 di notte. A un certo punto abbiamo avuto domestichezza, poi lei lo sa, con guardie e ladri ci si intende più che fra ladri e persone normali probabilmente. Loro facevano il loro lavoro, loro venivano a controllarmi, io accettavo i controlli perché facevano parte delle regole del gioco, insomma non ho mai avuto niente da lamentarmi per questo. Senta, è un dato documentale. Mi dispiace solo che quando ci ho parlato una volta sotto le telecamere dei carabinieri gli si è scatenata chissà che cosa, insomma, ma ecco. Io li conoscevo così. L'affidamento in prova è durato da marzo fino a settembre del 2011, questo è un fatto documentale. Esattamente. In quel periodo lei aveva anche contatti con l'UEPE, l'ufficio esecuzione esterna? Assolutamente, ci andavo mediamente 1 o 2 volte al mese. Senta, ha ricevuto segnalazioni per la trasgressione dei divieti che le erano stati imposti dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia? Di nessun tipo. Senta, quando incontra Salvatore Buzzi nel 2011, aveva già terminato il periodo di affidamento in prova? Ma a che io mi ricordi sì, io l'ho conosciuto dopo. Lei dice l'ho conosciuto dopo, Salvatore Buzzi ricorda di averla conosciuto anche in carcere negli anni. Guardi, questa cosa del carcere è una cosa, io Salvatore Buzzi veramente l'ho conosciuto quando me l'ha presentato Riccardo Mancini, alla presenza di Pucci. Prima può essere pure che ci siamo incontrati, ma a quei tempi le carceri erano piene, io adesso non mi ricordo, poi è un limite mio, avvocato, sa perché? Perché io quando sono stato arrestato, non è stato un arresto normale, io sono stato molto male per credo 4 anni, molto male nel senso che i primi 2 anni io stavo su una sedia a rotelle, non è che mi hanno dato una botta in faccia e io me la sono cavata con 60 giorni, io ho subito 40 interventi, andavo e venivo dall'ospedale, stavo nei centri clinici, può essere che ho incrociato Salvatore sicuramente, però se lei mi chiede come, quando, dove, io non me lo ricordo, guardi, quegli anni sono stati abbastanza complicati per me, solo per questo. Ho capito. Senta. Però diciamo, io ho conosciuto veramente Salvatore, conosciuto nel senso di avere un rapporto di conoscenza e di amicizia, secondo me, e sicuramente dopo la presentazione di Mancini a Palombini. Senta, Mancini, da quello che ci ha già detto, già lo conosceva da tempo. Come è avvenuto questo incontro? Cioè, ci può descrivere un po' meglio come è stato proposto la sua presenza in questo appalto dell'ente Euro? Ma guardi, pensavo di essere stato abbastanza chiaro. Io rompo le scatole a Riccardo sicuramente da prima di quel periodo, perché dopo che lui diventa amministratore dell'ente dell'Eurospa io comincio a rompergli le scatole. Io con Riccardo avevo un rapporto di domestichezza, eravamo molto amici, come ho tentato di far capire anche al Tribunale. E praticamente Riccardo lo vedo anche negli inizi del 2011 prima dell'affidamento e gli dico: Riccardo, guarda, adesso mi faccio l'affidamento, però dopo mi raccomando vediamo di trovare, cioè gli chiedevo insomma lavoro. Quando finisco l'affidamento, Riccardo mi chiama, io vado all'Euro, ci stava anche Carlo presente, non c'era Lausi come si ricorda Salvatore, ma può essere pure che Lausi l'abbiamo visto insieme dopo, però io non me lo ricordo questo fatto, anche perché difficilmente avrei parlato di fatti miei davanti a una terza persona. Io Lausi non ci ho mai avuto un rapporto d'amicizia, mentre invece Riccardo e Carlo erano miei amici. Mi presentano Salvatore e lì per lì cominciamo a parlare del fatto: guarda, ti presento Salvatore, io sapevo benissimo chi era Salvatore a prescindere dalla detenzione. Salvatore era un personaggio importante, era un grande imprenditore, ma era quello che aveva fatto con la sua cooperativa più di tutti per i detenuti, per gli ex detenuti, insomma, cioè, voglio dire, Salvatore era una persona notissima a prescindere dalla sua persona. E quindi io sono stato contento che lui me l'abbia presentato. Riccardo gli disse: guarda,
fai così, fallo lavorare, fai lavorare Massimo, ma lui poteva anche intendere farlo entrare magari in un subappalto col lavoro che aveva in corso, io adesso questo qua, io non mi ricordo, assolutamente Riccardo ha fatto una presentazione diciamo neutra rispetto alla cosa, perché noi con Riccardo non è che abbiamo parlato di gare, di cose, Riccardo ha detto fai lavorare Massimo, fammi la cortesia, giustamente Salvatore che è una persona intelligente, che chiaramente deve avere un buon rapporto col committente, con quello che era l'amministratore delegato di Eurospa, una persona potente che gli dava tanto lavoro, chiaramente gli ha detto subito a Riccardo ma non c'è problema, ti pare che non faccio lavoro a Massimo? Questa è stata la cosa, poi dopo si è sviluppato in maniera diversa perché si è sviluppato il mio rapporto con Salvatore. Questa è stata la cosa, ma Riccardo non è che gli ha detto fai entrare, cioè anche perché nel momento in cui me lo presenta c'era già in corso un appalto che aveva Salvatore, cioè, e che non si sarebbe chiuso subito, sarebbe durato chissà quanti altri mesi, forse quasi un anno, oppure 7-8 mesi. Poi dopo cominciamo io e Salvatore a parlare del lavoro, però certamente l'opportunità io l'ho avuta quando Riccardo gliel'ha chiesta a Salvatore, insomma. Io mi sono trovato diciamo comodo in quella situazione, perché chiaramente Salvatore ha pensato poi Riccardo mi deve una cortesia a me, e io capisco queste cose, sono cose che sono abbastanza normali e mi rendo conto che è difficile forse spiegarla, dice perché Salvatore ti fa entrare in un lavoro del genere? Salvatore mi fa entrare in un lavoro del genere perché aveva problemi con l'ente euro, nonostante i suoi rapporti con Riccardo fossero ottimi, perché Riccardo Mancini era un grande imprenditore, un buon imprenditore, e sapeva che se vuoi essere un buon imprenditore i tuoi operai li devi pagare, li devi trattare bene, tant'è vero che lui ha sempre fatto, nonostante l'ostacolo che veniva dal comune, dalla parte centrale, che non dava soldi per pagare i fornitori, lui faceva di tutto per pagarli i fornitori. Poi dopo, devo dire che dopo però l'avviso di garanzia Riccardo è andato fuori di testa, era preoccupatissimo, non ci si poteva più parlare. Poi ci arriviamo insomma. A questo, Massimo Carminati, ci arriviamo. Io vorrei ancora soffermarmi su questo momento in cui lei entra in contatto con Riccardo Mancini. Dovette esercitare qualche pressione su Riccardo Mancini per far sì che intervenisse su Salvatore Buzzi? Quando me l'ha presentato? Ma quando me l'ha presentato, dice avvocato? No, quando lei ha chiesto a Riccardo Mancini fammi lavorare, parliamoci chiaro, perché questo poi alla fine è uno degli snodi del processo. Lei come glielo ha chiesto a Riccardo Mancini? Ma Riccardo Mancini era un amico mio, Riccardo Mancini se mi faceva lavorare era contentissimo, ma questo qui lo dico senza timore di smentita. Riccardo Mancini è una persona che mi voleva bene come io voglio bene a lui. Io vorrei che questo fosse chiaro. Questa cosa qua delle minacce a Mancini è la cosa che mi disturba più di tutto il processo, perché Riccardo Mancini è un mio amico, punto. E non dico l'altro termine, però è un mio amico fraterno, e se Riccardo Mancini sapeva che io lavoravo ed ero contento, lui era contento, come io sono contento se so che lui lavora, sta bene e sta nelle migliori condizioni. Assolutamente non c'era bisogno, ma le dico anche di più, non c'è stata nessuna pressione su Salvatore per questa cosa. Poi questa è la seconda domanda. Nessuna pressione, non da parte mia, da parte di Riccardo Mancini. È stato un discorso così, tra l'altro era come un posto in cui degli amici si ritrovano, abbiamo detto tantissime sciocchezze, peccato che non ci hanno registrati, sennò ci siamo fatti solo risate in quell'incontro. Ma Salvatore era quello che ridava più di tutti, insomma, i rapporti fra Salvatore e Riccardo non è che erano buoni, erano ottimi, a prescindere dal fatto delle difficoltà che c'erano come sempre, però tutti riconoscevamo a Riccardo, anche dopo, il fatto che non era responsabilità sua, lui faceva di tutto per pagare. E il problema è che era dal centro, veniva da Alemanno che assolutamente voleva che si pagassero soltanto i costruttori, condotte, Fuxas e tutte quelle altre porcherie là. Poi abbiamo visto questo risultato qua meraviglioso. Poi dovrò un po' intervenire su quello che era il suo circuito relazionale, però in questo periodo storico lei già aveva rapporti che sono poi stati evidenziati dalla Procura nell'ambito delle varie contestazioni con Brugia, l'Acopo e via dicendo? Ma ovviamente sì, come no? Certo, di conoscenza con queste persone, ma altro che. E
Ma non solo con loro, meno male che qualcuno si è salvato, voglio dire. Senta, e in questi incontri che lei ha fatto con Riccardo Mancini iniziali c'erano queste persone, adesso diciamo il suo ambito relazionale poi lo specificheremo meglio, oppure si recò da Mancini da solo? No, assolutamente da solo, e qualche volta era presente Carlo Pucci che era un altro nostro grande amico e che lavorava a stretto contatto con... Ma anche Carlo gli aveva detto a Riccardo: dobbiamo trovare lavoro al massimo, Cioè, Senta, lei dice era un suo grande amico. Avvocato, non so se sono stato chiaro durante il mio esame iniziale, noi siamo amici da 40 anni, ecco. Siamo forse anche qualcosa di più che amici, ecco, questo vorrei dire, è una cosa che non... Io ho tentato di dirlo nel processo, spero che sia stato chiaro, me lo sta facendo ridire pure lei. Con loro significa con Riccardo Mancini e con Carlo Pucci? Certamente, per quanto riguarda questa vicenda sì, ma anche con Riccardo Bruggia per quanto riguarda altre vicende e con altre persone, con Fabrizio Testa, stiamo parlando di persone che hanno una frequentazione molto lunga e dovuta a tante cose che sono estranee a questo processo. Bruggia si conosceva con Riccardo Mancini? Non ho capito. Bruggia conosceva Riccardo Mancini? Certamente sì, però non c'entrava niente con questa cosa e forse mi ha accompagnato all'Euro un paio di volte, ma non c'entrava niente con questa vicenda. Assolutamente Bruggia è estraneo a tutto ciò che riguarda la cooperativa. Bruggia soltanto gli ho proposto di entrare nell'affare dei pasti, però poi quando ho visto che c'erano gravissime difficoltà di pagamento non gliene ho più parlato, ma Riccardo Bruggia non c'entra nulla con la storia della cooperativa. La storia della cooperativa è stato il mio rapporto personale con Salvatore Buzzi. Perfetto. Senta, in questo rapporto con l'ente Eur lei doveva entrare con qualche soggetto giuridico. Lei ha sentito che secondo Salvatore Buzzi doveva entrare con la Caldani? Guardi, inizialmente, adesso lasciamo perdere la Caldani, inizialmente il rapporto si doveva sviluppare in questa maniera, si doveva sviluppare con un mio contributo, portando dentro un'azienda mia di riferimento. Conoscendo poi Salvatore, vedendo come la pensava, vedendo com'era, ho capito che avrei fatto un favore a me e a lui non portando un'altra azienda, un po' perché i problemi con le ATI li conoscono tutti, a un certo punto intanto devi dimezzare il lavoro perché deve lavorare un'altra azienda, non si va d'accordo, ci stanno sempre una serie di problemi e quindi il problema di Salvatore era anche tenersi quel lavoro tutto per lui per quanto riguardava gli operai che stavano lì, se no li avrebbe dovuti spostare, insomma ci sarebbero stati tutta una serie di problemi e poi comunque c'era il fatturato da valutare, avrebbe dimezzato il fatturato sul lavoro all'euro. Dal punto mio di vista, avvocato, egoisticamente, se io avessi portato un'azienda avrei dovuto steccare con l'azienda, capito? E quindi avrei dovuto dividere soldi con l'azienda che io portavo, quindi il 50% di utile sarebbe diventato perlomeno un 25% di utile, quindi ho fatto di necessità virtù, ho proposto a Salvatore di fare lui il lavoro e di farmi entrare con l'utile al 50%, lui aveva i suoi vantaggi, io probabilmente più grossi. Ecco perché non ho portato azienda, se no avrei potuto tranquillamente far entrare una cooperativa che faceva il verde di qualche amico mio, però poi avrei dovuto dividere l'utile, mentre invece i miei rapporti con Salvatore in quel momento mi permettevano anche di fargli quella proposta e lui è stato contento, credo, di questo. Poi non abbiamo pensato che avrebbe potuto portare tutti questi guai, avvocato, altrimenti sicuramente avrei portato un'azienda che faceva riferimento a me. E l'avrei trovata, però Salvatore Buzzi avrebbe avuto, come in tutte le ATI, problemi, perché chiaramente quando tu fai un'ATI con gente che non conosci, che non fanno parte della tua cordata, poi si creano problemi durante il lavoro. Non so se sono stato chiaro, perché vorrei che fosse chiara questa cosa, avvocato, perché molto. Magari parlo veloce e non si capisce quello che dico. No, è stato chiaro. Le volevo chiedere, quando nell'ambientare del 13 di dicembre del 2012 è la famosa RIT 7974 394 presso il bar di Vigna Stelluti, quando lei dice a Riccardo Bruggia che Mancini era quello che ci sta a passare i lavori buoni, faceva riferimento a questo lavoro?
io non l'ho mai sentita, ho soltanto letto un sacco di sciocchezze. Secondo me non è così, assolutamente non ci sono stati lavori buoni dati da Mancini a me. Mancini non ha dato nessun lavoro buono a me e non ha dato nessun lavoro buono a Salvatore, per quanto mi risulta. Mancini non si è mai occupato d'appalti, non ha mai... questo primo lavoro non era un lavoro buono? No, Presidente, lui non mi ha dato quel lavoro, lui ha chiesto a Salvatore di lavorare. Io non è che ho accordi con Riccardo Mancini in questo senso. Ci siamo messi d'accordo su quello che doveva avvenire dopo, Presidente. Questa è la mia risposta, poi ovviamente lei deciderà. Però mi deve consentire due domande. Uno, quali erano i rapporti tra Salvatore Buzzi e Riccardo Mancini e quando risalivano per quello che era la sua conoscenza? Ma i rapporti fra Salvatore Buzzi e Riccardo Mancini risalivano sicuramente alla detenzione insieme. Loro erano stati sì detenuti insieme per parecchio tempo, credo a Rebibbia, e poi comunque quando Riccardo Mancini diventa AD di Eurospa, praticamente Salvatore già lavorava là. Salvatore lavorava là dal 2000, era ovvio, si dava per certo che Salvatore avrebbe continuato a lavorare là. Ecco, ma com'era possibile? Scusi, perché questa, vede, ci è arrivato anche lei. Siccome, come avrà ascoltato, l'ente EUR per dare un appalto deve fare una gara di evidenza pubblica, come faceva Mancini ad assicurare a Salvatore Buzzi questo appalto? No, Mancini non assicurava nessun appalto. Salvatore Buzzi vinceva le gare perché partecipava, e siccome rappresentava la 29 giugno che era una macchina da guerra, nel senso il 99% delle gare che ha vinto... Se Buzzi vinceva le gare perché partecipava, che interesse aveva a farla lavorare? Cioè, se Buzzi le gare le vinceva da solo, perché poi Mancini si doveva preoccupare di far lavorare lei? Presidente, lei ha fatto, quando è stato interrogato Salvatore Buzzi, lei ha detto una cosa a Buzzi, quindi Carminati portava Mancini. Carminati portava un miglior rapporto di Mancini con Buzzi, questo forse portava Carminati. E poi Buzzi, conoscendo, siccome io sono una persona anche abbastanza nota, forse ha avuto piacere a farmi lavorare, forse ha avuto piacere a fare una cortesia a Riccardo Mancini. Io credo questo, Presidente. È una cosa che io mi rendo conto che è difficile da capire, però in un certo contesto è una cosa che può funzionare. Poi chiaramente la copertina è sempre corta, Presidente, dove la tiri da una parte ti scopri. Ma scusi una cosa, lei nel periodo tra febbraio 2012 e giugno del 2012, che è il periodo in cui si svolge la gara dell'ente EUR, lei ha avuto contatti con Riccardo Mancini, con Carlo Pucci, con Salvatore Buzzi per sapere come stessero andando? Insieme no. Insieme a loro no, ho avuto contatti con tutte queste persone, ma non insieme. Forse Carlo Pucci qualche volta si è trovato a qualche mio incontro con Salvatore, perché ci vedevamo da Palombini, quindi era facile. Sì, ma non con dico Riccardo tutti no. insieme, scusi, perché se no la domanda la fa voi siete uscite non da avevo un film che capito. si in questo arco di tempo in cui si è svolta la gara, ripeto, la gara si è svolta tra il 29 di febbraio e il 19 di giugno del 2012. Anche singolarmente, lei con queste persone ha avuto contatti e ha parlato con loro dello svolgimento di questa procedura? Certamente sì. Ho capito. Però non che ci siamo visti insieme. Riccardo poi per un certo periodo non l'ho visto, perché Riccardo stava cominciando a essere mediaticamente nell'obiettivo, perché quando gli arriva l'avviso di garanzia per Breda Menarinibus a settembre, lui già era sotto pressione da parte insieme a noi, c'aveva tutta una serie di problemi suoi. Tant'è vero che io poi dopo il 29, dopo che gli arriva l'avviso di garanzia, io lo vedo una volta soltanto prima che dall'avvocato dell'anno, lo vedo una volta soltanto a una partita di rugby, che vado lì a chiedergli di questa cosa, che cosa stava succedendo, e poi lui mi spiega la situazione e io lì mi faccio l'idea che lui veramente non c'entra niente, ma questo non riguarda la sua domanda, mi scusi. Senta, il 30 giugno del 2012 c'è un passaggio di quote della cooperativa Cosma, che è stata ampiamente ricostruita, che finisce per essere in qualche modo riconducibile a lei.
La Cosma aveva un ruolo nell'esecuzione di questo appalto? Inizialmente sì, inizialmente Salvatore mi propone quando ci mettiamo d'accordo sul fatto che comunque sia il lavoro lo fa diciamo la 29 giugno da sola, allora lui mi dice guarda facciamo così, siccome io avevo espresso il mio problema era che non potevo fare un lavoro di questo tipo perché avevo problemi con la parte civile del furto al cavò, volevano credo una ventina di miliardi, una cifra enorme, io non potevo assolutamente rendere visibili e leciti i miei incassi, i miei guadagni, anche se fossero legali. Per me questi erano incassi legali, erano un lavoro legale che io facevo e per cui potevo prendere soldi, non è che secondo me veniva da chissà dove, però non potevo rendere nota questa mia possibilità perché sapevo che mi sarebbero stati tolti, e come io nascondo i soldi rubati e mi faccio levare quelli regolari, mi scusi avvocato, non è che io l'ho detto fin dall'inizio, non è che sono una mammoletta, però questa cosa qua è quella che di fatto mi ha impedito a non, se no io avrei aperto partita IVA, avrei fatto una società regolare e avrei pagato anche le tasse su tutti i soldi che venivano, che ne so, dal MISLA, dal Campo Nomadi, cioè avrei fatto una cosa normale, regolare, non lo potevo fare perché sapevo che se avessi avuto €1 me l'avrebbero levato, cioè se io avessi vinto il Superenalotto in quegli anni avrebbero levato tutti i soldi, cioè questa è la realtà. E da qui i telefoni dedicati e tutte queste cose qua, cioè tutte queste cose erano funzionali al fatto di dover nascondere cespiti che io ritenevo fossero regolari e ancora lo ritengo in parte perché comunque sia, cioè, poi adesso queste sono cose che deciderà il Tribunale, però se io avessi potuto io l'avrei resi noti senza problemi. Quindi diciamo che e quindi Cosma per tornare Cosma doveva essere uno strumento che praticamente Salvatore mi metteva a disposizione per poter lavorare senza magari apparire momentaneamente, e poi se io avessi risolto le mie questioni sarei diventato presidente di Cosma, quando Cosma fosse diventata una cooperativa che cominciava insomma a riempirsi e avere un ruolo dentro tutti questi lavori. Quindi diciamo questo è stato. La Cosma doveva essere il veicolo attraverso il quale si sarebbe realizzato quel disegno per cui doveva partecipare al lavoro dell'ente EUR. Inizialmente sì. Poi però per un motivo o per l'altro c'è stato il Campo Nomadi, poi ci siamo trovati poi in affanno e quindi non abbiamo coltivato adesso quella ci cosa. arriviamo al Campo Nomadi, mi consente ancora di soffermarmi su questo perché siamo a giugno del 2012. L'avvocato Esposito lo presentò lei o fu una persona che faceva parte del circuito relazionale di Salvatore Buzzi? No, faceva parte del circuito relazionale mio, assolutamente. Era l'avvocato civilista della mia compagna. Ce l'ha già detto, avvocato, che era Presidente. l'avvocato civilista. Senta, lei sa se Guardi, ha detto io prima vorrei specificare questa cosa, mi scusi avvocato, scusi se la interrompo, vorrei specificare questa cosa. La prova provata che dentro l'affare quello dell'ente EUR fossi solo sono i conti che ha il dottor De Ninno, lì si vede che non divido nulla con nessuno, cioè non ci stanno divisioni di nessun tipo, anche perché ma che potevo rimanere con qualcuno dentro una società per quanto riguardava l'ente EUR senza essere pagato 2 anni perché c'era un problema di far uscire i soldi dalla cooperativa, lei lo sa bene, quindi lì ci stanno i conti precisi, i miei conti precisi stanno là e sono tutti assolutamente miei, non c'entra nessun altro, non ci sono state promesse a nessun altro, non ci sono stati soldi dati a nessun altro. Senta, quelli erano tutti soldi miei. Lei ha detto prima che c'erano delle problematiche comunque che le cooperative di Salvatore Buzzi aveva nei confronti dell'ente EUR. Le chiedo, sa se già nel dicembre del 2011 l'ATI con la quale Salvatore Buzzi lavorava con l'ente EUR aveva avuto già problemi di pagamenti da Marco Polo e da ente EUR? Sì, credo che ci fosse un contenzioso giudiziario precedente ai miei rapporti con... Esatto. Sì, sicuramente c'era, vero? Anche a posto. C'era sicuramente. Che il 31 sì, ma questo era estraneo al rapporto fra Salvatore e era un vecchio contenzioso. No, me lo dica bene perché è andata via la voce e voglio che sia chiaro. Cioè è estraneo
Era estraneo ai rapporti fra Salvatore e Riccardo, nel senso era chiaro, però non è che interferiva nella bontà dei loro rapporti, ecco questo voglio dire. Sì, però... Io voglio ribadire che non era Riccardo Mancini che non pagava Salvatore Buzzi, questo voglio che sia chiaro. Però il 31 dicembre del 2011... E lo sapevamo tutti bene. Il 31 dicembre del 2011, già l'abbiamo documentato, poi eventualmente lo ridocumenteremo, l'ATI cosiddetta 6 sottoscrisse una transazione per i crediti vantati nei confronti di Marco Polo con una forte percentuale di riduzione. Lei in qualche modo intervenne per far concludere questa operazione? Ma assolutamente no, assolutamente no. Okay. Ne sono al corrente perché l'ho letta negli atti del processo, ma nessuno me l'ha neanche chiesto, cioè non me l'ha chiesto neanche Salvatore, non me l'ha chiesto nessuno. Perché mai? Che cosa potevo fare io? A me Riccardo era l'amico mio, non è che potevo... Cioè, io voglio che questo sia chiaro, cioè, voglio bene a Salvatore, però volevo più bene a Riccardo, insomma, in questo senso. Poi Riccardo a me mi ha parlato chiaro, non in quella circostanza perché diciamo, il mio intervento è successivo di un anno a quella cosa, cioè io parlo di soldi dell'ente Eur dopo, con Carlo Pucci molto dopo, però in quel momento non sapevo assolutamente nulla. In quel momento, nel momento in cui lei fa riferimento, io forse Salvatore l'avevo visto 5-6 volte, io comincio a vedere Salvatore dal gennaio-febbraio 2012, lo vedo continuamente, anzi vado una volta in cooperativa, l'unica volta credo nel 2012 fino al settembre successivo che vado in cooperativa e incontro la signora Carrone. Ho capito. Senta, però era al corrente che c'erano problemi risalenti, antichi, di pagamento delle fatture delle cooperative di Salvatore Buzzi? Certamente lo sapevo. Però Senta, voglio dire, onestamente... Lei Luigi Lausi lo conosceva? Non ho capito. Luigi Lausi, che è stato componente del CDA di Eurospa in quegli anni. Sì, ho capito. L'ho conosciuto sicuramente dopo. Luigi Lausi secondo me non era quell'appuntamento come si ricorda Salvatore, che poi possa averlo visto insieme a me e a Carlo Pucci sicuramente, questo sì, è certo, ma io l'ho conosciuto però, sicuramente dopo. Mi interessa più sapere, lei all'epoca lo conosceva? No, l'ho conosciuto dopo. Lo conosce assolutamente dopo? Dopo, ma l'ho conosciuto forse nella metà del 2012, non prima. Ho capito. Ma poi l'ho conosciuto, l'ho visto 10 volte in vita mia, l'ho frequentato qualche volta nel momento della disgrazia di Riccardo, quando arrestano Riccardo, che siamo andati dall'avvocato dell'anno qualche volta insieme. Ma me lo può spiegare per quale ragione appunto Luigi Lausi è presente per la vicenda giudiziaria di Riccardo Mancini? Faceva parte del CDA EU. So che era pure il suo commercialista, mi pare fosse, ecco. Quindi c'ha un rapporto personale. Era il commercialista di Mancini? Sì, mi sembra di sì, era il commercialista della società, credo della 3R, o si è occupato della 3R, non lo so, questo lo può dire meglio Pucci, però credo che fosse anche commercialista della 3R è la società della moglie di Pucci, dove era anche Riccardo Mancini? Sì, la società della signora che stava con Carlo ed era socia con Riccardo Mancini. Però devo dire, avvocato, non mi trascini in cose, potrei dire delle imprecisioni, perché no, guarda, non è che dica le cose che sa, sia ben chiaro. Potrei dire delle imprecisioni, non sono sicuro se era il commercialista, però sicuramente so che si occupava anche della 3R. A me interessa una cosa molto più semplice. Siccome nel dicembre del 2011, gennaio del 2012 c'è questo incontro, vorrei soltanto definire qual era il circuito relazionale. Quindi all'epoca lei esclude che ci fosse Luigi Lausi? Escludo di averlo conosciuto. Escludo di averlo conosciuto in quel periodo. Io l'ho conosciuto sicuramente dopo, ma non in quel periodo. Senta, vorrei tornare alla gara dell'ente Eur del febbraio del 2012. Come avrà ascoltato dalle deposizioni del maresciallo De Luca, a partire dal 2013, ma soprattutto nel 2014, in varie occasioni Salvatore Buzzi, nel ricordare a lei i pagamenti che stava facendo a varie persone, precisò che doveva elargire anche delle somme a Franco Panzironi, facendo riferimento all'ente Eur. Io adesso non voglio ricordare qua i numerosi RIT e progressivi. Tra l'altro anche sulla documentazione di Salvatore di Paolo Di Ninno, che
riporta i vostri rapporti finanziari, questi pagamenti verso Franco Panzironi vengono annotati. La domanda è: lei sa all'epoca dello svolgimento della gara chi era Franco Panzironi e che carica rivestisse? Chiedo scusa, c'è opposizione a che alla domanda venga fatta una premessa. Se la domanda è se conosceva Franco Panzironi all'epoca, la domanda deve essere fatta in questi termini, senza la premessa il maresciallo ha detto e via dicendo. Allora, conosceva Panzironi lei? No, non lo conoscevo, Presidente. Però non lo conoscevo, però chiedo scusa, Presidente, non è una cosa verso il Tribunale o verso l'Avvocato Diddi, ho 25.000 buone ragioni per non rispondere a quelle domande che riguardano questa vicenda, quindi se può passare all'argomento successivo, perché non ne voglio proprio parlare. Su questo aspetto, Avvocato, quindi su questo argomento Panzironi... Quindi la domanda più secca possibile, poi passo oltre, perché poi tutto il resto Certamente le mie 25.000 buone ragioni sono afferenti a qualcosa che riguarda l'Enteo, che riguarda l'Eur, che riguarda la gara dell'Eur, questo lo posso dire, però non voglio più parlare di questo argomento. Quindi dell'ente Eur, la vicenda Panzironi, non vuole parlare. Quindi la domanda alla fine... No, Presidente, non è che non voglio parlare di Panzironi, siccome so dove va a parare l'Avvocato Diddi e a questa domanda di fatto non ho risposto all'Avvocato Ippolita, poi l'Avvocato Ippolita si offende se io rispondo all'Avvocato Diddi, quindi non rispondo. Su questa vicenda preferisco non rispondere. Se vuole gliela faccio fare da Ippolita, non è un problema, però guarda, io la domanda gliela faccio così poi... Avvocato, non ho risposto a lei e non mi taccio, passo oltre, esatto. Però la domanda è se sa per quale ragione dovevano pagare 40.000 euro a Panzironi per l'ente Eur. Credo fossero 50.000, non so se a Panzironi, 50.000 erano, se sono 25.000 accreditati a me escludo che Salvatore abbia fatto la cresta di 10.000 su di me. Però non mi risponde sulla ragione per la quale siano stati dati. Avvocato, lei è bravo, però io sono più bravo di lei. Basta. Sono più bravo a evitare, tanto già la risposta c'è stata, senza che... Senta, io devo fare una serie di domande, se mi vuole rispondere, riguardano un po' il suo circuito relazionale. Beh, dipende. Purtroppo ho letto le carte, ho fatto un suo profilo di chi era lei nel 2011, nel 2012, lei ha cominciato a essere pedinato nel 2011, ben prima, diciamo così, cioè nel corso del suo periodo di affidamento in prova. Per cui diciamo un po' della sua vita purtroppo ho detto che è stato pedinato già nel 2011 quando lei era in affidamento in prova, quindi diciamo che molte cose della sua vita purtroppo le ho dovute studiare e gliele voglio chiedere perché sono rilevanti ai fini della ricostruzione, diciamo così, dell'ambiente. Questa indagine porta il numero 3546 del 2010 e lei presumibilmente già in quell'anno dovrebbe essere stato iscritto. La prima cosa che le chiedo è se conosce Matteo Costacurta, Laura Marchini, Massimo Mariani, Luigi Ciavardini e Massimiliano Colagrande, che sono il nucleo originario di questo processo, di questo procedimento. Ci sono pure le intercettazioni, Avvocato, comunque va Esattamente. bene, faccia la domanda. No, ci sta un'intercettazione mia con, come ha notato il Presidente, con Matteo Costacurta a Vignastelluti e parlo con lui. Sicuramente, è un ragazzo che conosco perché però è molto più piccolo di me, mi è capitato di incontrarlo al bar e abbiamo parlato qualche volta, ma non è che ho mai avuto nulla a che fare con Matteo Costacurta. Degli altri conosco soltanto Luigi, che è un vecchio residuato bellico degli anni 70 come me, quindi ovviamente, però non li frequentavo, non erano persone che facevano parte delle mie frequentazioni, cioè non avevo una frequentazione con queste persone. Ho capito. Certamente gli altri, addirittura 3 non li conosco proprio, mi ha fatto 5 nomi mi sembra, 3 di quei nomi non li conosco. Conosco Luigi perché con Luigi ci abbiamo avuto credo anche la carriera insieme, però gli altri no, gli altri 3 non so chi siano. Le ragioni per le quali eravate in contatto in quel periodo? Non c'era nessun contatto, Quelle che conosceva? L'unico contatto era con Matteo, che conoscevo perché era un ragazzo di Vigna Clara e un paio di volte ci siamo incontrati all'ora di pranzo a Vignastelluti, ognuno per conto suo, ci siamo seduti allo stesso tavolo, c'erano le microspie, hanno registrato colloqui così, colloqui tanto per, ma non è che abbiamo mai parlato di cose, di lavoro, di cose, assolutamente.
Credo che veramente le uniche volte in cui ho visto Matteo Costacurta sia stato proprio quando ci hanno intercettato. Non avevo frequentazione, troppa differenza d'età, lui aveva forse poco più di 20 anni, io ce n'ho 60 ormai, di che stiamo parlando? Ha mai avuto modo di parlare a Salvatore Buzzi di queste sue frequentazioni? Ma assolutamente no, assolutamente no. Senta, l'altra cosa Che gli interessava? è che in un'informativa del settembre del 2010, in pendenza del procedimento di affidamento in prova dei servizi sociali, cioè del suo procedimento, era stato richiesto un tabulato telefonico relativo ad un'utenza 347 27 36 459 intestato alla Vodafone. Era un suo cellulare? Il mio cellulare, È esattamente. il suo cellulare, che ha sempre mantenuto poi nel corso degli anni. Mi è stato tolto quando sono stato arrestato. Perfetto. Senta, una curiosità. I carabinieri dicevano che lei all'epoca era sconosciuto agli indirizzi, irreperibilità all'ufficio. Ma Immagino quando? che sia stato ammesso ai servizi sociali, un domicilio l'avrà ben avuto. Ma che stiamo scherzando? Io sapevano benissimo dove ma io avevo libertà vigilate, cose, cioè io ho finito, di fatto c'è stata una soluzione, cioè continuamente io sono stato sottoposto a misure in quegli anni e sapevano benissimo dove stavo, anche perché venivano a farmi i controlli, ma come si fa a dire una cosa del genere? Poi certamente cambiavo casa perché molto spesso avevo problemi, siccome vivevo in affitto. Diciamo i condomini non è che erano contenti di avere, che ne so, arrivavano i carabinieri, la polizia 4 volte a notte, anche nei comprensori dove stavo, dopo che avevo affittato casa vedevo che mi cominciavano a guardare tutti male e ero costretto, dopo un anno non mi rinnovavano i contratti, ecco questo poteva succedere. Io stavo in affitto, non è che... I miei problemi erano quelli, quindi probabilmente ho cambiato tanti domicili, ma i miei domicili erano assolutamente conosciuti, soprattutto alle forze dell'ordine. Cioè. Guardi, è stato detto in questo processo che praticamente hanno scoperto loro dove abitavo. A parte che il mio contratto era stato fatto dalla mia compagna, il contratto a casa Iannilli, io a settembre ero ufficialmente là, lì avete la mia carta d'identità, andate a guardare la carta d'identità, io ho proprio la residenza sulla mia carta d'identità a casa Iannilli e loro hanno detto che hanno scoperto che io abitavo là a ottobre. Non è possibile, io abitavo là ufficialmente, tranquillamente, in una casa in cui c'era stato un contratto fatto dalla mia compagna dal 1° gennaio, ma poi anche sulla mia carta d'identità ero residente. Se voi guardate la mia carta d'identità, io sono residente in via Monte Cappelletto numero 12, quindi non mi sono mai nascosto per nessun motivo da nessuna parte. C'avevo bisogno di nascondere. Se fosse servito mi sarei nascosto, però non avevo bisogno. Senta, un anno dopo questo primo accertamento condotto sui tabulati telefonici della sua utenza, il 22 di settembre del 2011, il reparto anticrimini dei ROS chiede le intercettazioni telefoniche di alcune utenze a lei riconducibili. Siccome in questo processo si parla tanto di utenze dedicate, le vorrei chiedere che utenze sono. La 345 844 5927, intestata e in uso a Marini Alessia, credo che sia la sua compagna. La mia compagna, sì. È mai stata utilizzata da lei questa utenza telefonica? Sì. Assolutamente no. Poi c'era la 347 27 36 459 e la 388 13 27 98. Avvocato, però piano perché sennò non riusciamo. Scusi, allora 347 27 36 459 intestata a Massimo Carminati. E poi la 338 81 32 798 intestata a Massimo Carminati. Sì. Erano due utenze che usava lei? Avvocato, quando io mi intesto un'utenza, se c'hanno gli special dove stanno, cioè che se io mi intesto un'utenza è chiaro che, voglio dire, sono dedicate a me. Le chiedo, siamo sempre nel 2011. Le sto semplicemente chiedendo, nel 2011 lei aveva queste utenze telefoniche? Ma probabilmente sì, i numeri non me li ricordo, ma se sono intestate a me sicuramente sì. Qualcuno l'avrò anche passata dopo un po' di tempo a mio figlio e l'ha usata a mio figlio, probabilmente. Lei all'epoca, e siamo nel settembre... perché magari gli ho regalato il telefono con tutta la cosa dentro e non abbiamo cambiato, non abbiamo fatto la variazione, però se sono intestate a me sicuramente sono state utenze mie.
che usavo assolutamente io. Lei all'epoca, nel 2011, aveva già telefoni dedicati? No. No. Quando conosce Salvatore Buzzi usava già telefoni dedicati? No, però diciamo nei primi mesi del 2012 faccio presente a Salvatore che se vogliamo comunicare io e lui non possiamo farlo attraverso i nostri numeri. Era una cosa che era una tutela per lui, credevo potesse essere, perché io sapevo in quel momento, vista la pressione che avevo addosso, come fra pedinamenti, controlli, sapevo che i miei telefoni erano assolutamente sotto controllo e quindi non volevo che le mie comunicazioni, soprattutto quelle che riguardavano affari economici, fossero note. Insomma, se io a Salvatore l'avessi frequentato per altri motivi, tranquillamente l'avrei chiamato col mio numero, proprio senza problemi. Senta, lei da quando ha cominciato a sentirsi pedinato e controllato? Lei ci ha raccontato varie vicende, vari episodi. Ma guardi, è che pedinato e controllato in maniera ossessiva, diciamo, ne sono reso conto dalla metà 2011. Dalla metà 2011 già la pressione era molto alta, era molto alta. Ho detto, si erano messi dall'altra parte del negozio con macchine con telecamere, con i loro computer dentro, già era... Ci stava un X1 nero, una BMW nera X1 che appartiene al reparto a Ross, che stava sempre lì fisso. Chiaramente poi vedevo che passavano lì vicino le macchine della polizia, vedevano dei ragazzi che stavano davanti alle banche, e lì ci stanno 3 banche, nessuno gli diceva niente, era ovvio che erano operatori di polizia, insomma. Questi sono vecchi trucchi. Taccio le sue numerose conversazioni in materia con i suoi difensori per rispetto dei colleghi. No. C'è però una conversazione... Ma anche con la mia famiglia, cioè, ecco, non solo ce n'è una con Alessia Marini, parlava con un'amica dove diceva che questa notte intorno alle 4 Massimo ha dato un urlo e l'ho trovato seduto sul letto a guardare le telecamere e ha cominciato eccoli. La ricorda questa vicenda? Sì, può essere. Vabbè, avvocato, negli ultimi anni la vita non è che è stata facile per me. Ero convinto di essere arrestato, ogni giorno per me era buono per l'arresto, insomma. 8 ottobre 2011? Sì, ma poi dal 2013, da metà 2013 ero proprio convinto di essere arrestato a momenti, mi comportavo proprio, addirittura io in cooperativa, non so se è mai uscita questa cosa, avevo portato una borsa con tutto quello che mi sarebbe servito per andare a Rebibbia, ho detto se non mi arrestano a casa per qualche motivo, vengo qua, mi prendo la borsa e me ne vado a Rebibbia, ne parlai sia con Salvatore che con Gammuto, loro forse pensavano che fossi pazzo, però poi visto che ci sono delle intercettazioni in cui loro invece sono convinti che gli dicevo la verità, insomma. Quindi quando lei incontra Salvatore Buzzi già sapeva e già era preoccupato di questi suoi, controlli che subiva dalla polizia? Assolutamente, non avevo delimitato i motivi per cui io potessi avere questo problema, questo certamente, tant'è vero che anche con i miei avvocati ne ho parlato molte volte, non riuscivamo a capire, a delimitare la cosa, perché al di là delle notizie giornalistiche, mi creda avvocato, non ho mai avuto fonti di nessun tipo, però poi anche grazie alle notizie giornalistiche sono riuscito, in qualche maniera a capire i confini di questa indagine. Ecco, ma all'epoca, scusi la banalità della domanda, però ci vuole, lei di che cosa temeva che potesse essere accusato? Guardi, basandomi sulle notizie giornalistiche non riuscivo, era talmente una cosa assurda per quanto riguarda la varietà dei motivi è che io non riuscivo neanche a capire, perché guardando la televisione, guardando Report, guardando l'Espresso, guardando il Messaggero, guardando il Tempo, non capivo, non riuscivo a capire, perché mi si addebitava tutto e il contrario di tutto. Io poi pensavo che potesse essere, soprattutto per quanto riguardava la mia vicinanza in quel momento con Marco Iannilli, io vivevo a casa di Iannilli era un amico mio, ero andato quando l'hanno arrestato a trovare lui e la moglie nel momento dell'arresto, pensavo potesse essere qualcosa che afferiva quella cosa là, però sinceramente la metropolitana C c'era qualunque cosa, io passavo dall'essere il grande trafficante su Roma di stupefacenti fino a lavorare con Caltagirone sulla metropolitana, la cosa era schizofrenica e io non riuscivo a capire. Poi quando ho visto che tutti gli articoli hanno cominciato ad andare su fatti del Comune di Roma e quant'altro, ho cominciato a delimitare la cosa, ma mai avrei pensato che sarebbe potuto per
per rapporti con la cooperativa. Per me i rapporti con la cooperativa, al di là che sono Massimo Carminati, erano perfettamente legittimi, guardi, assolutamente. Senta, lei risulta essere stato intercettato da settembre del 2011 fino al momento dell'arresto. Ad ottobre del 2012, come sa, sono iniziate anche le intercettazioni sulle utenze di Salvatore Buzzi. E poi dopo diciamo che la vostra storia è ricostruita attraverso le intercettazioni. Vorrei un attimo ricostruire il suo circuito relazionale in questo periodo tra settembre del 2011 e il 2012 per capire quali sono i punti di contatto tra il suo mondo e quello di Salvatore Buzzi. Anche qui immagino che avrà... Non credo ce ne sia nessuno. Non credo ce ne sia nessuno, avvocato. Senta, nel corso delle indagini sono risultati contatti con certo Marco Perina, vicepresidente del 22esimo municipio. Le faccio una premessa, a me non interessano i suoi rapporti con queste persone, voglio solo sapere una semplice cosa. Se Marco Perina ha avuto modo di presentarla a Salvatore Buzzi? Ma assolutamente no, Marco Perina è un mio amico degli anni 70. Ha fatto politica con noi quando eravamo ragazzini. Ed è stato viveva vicepresidente nel mio quartiere. di un Sì, municipio? no, ma a prescindere, quello è un fatto marginale. Con Marco Perina abbiamo una storia di vita, di amicizia da tanti anni. Per me non è tanto marginale, capisce? Perché siccome no, secondo assolutamente l'accusa... non l'ho presentato a Salvatore Buzzi, Sì, assolutamente. no, aspetti, Salvatore Buzzi non lo conosce. Lei forse non sa bene come il mio mestiere, però sa, questi sono rapporti importanti nell'ottica di ricostruire un 416 bis, visto che secondo la pubblica accusa vi sareste messi d'accordo per cercare... Avvocato, la domanda qual è, per favore, se no facciamo una discussione. Va bene, ha ragione. Marco Perina, vicepresidente del 22esimo municipio, era fratello di un onorevole? Sì, penso di sì. E la signora Flavia Perina? No. Aveva rapporti con un alto dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico? Non ho capito. Era parente con un alto dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico? Non so, questa cosa non la so. Simona Di Giuseppe, lei la conosceva? Sì, è una signora con cui ho avuto una relazione prima di conoscere la mia compagna. Era in rapporti con questa persona? Vorrei non parlare di queste cose. Un rapporto affettivo con questa signora, punto, avvocato, si accontenti. Sì, no, mi serve semplicemente di sapere se di questo ne ha parlato o lo ha presentata a Salvatore Buzzi. No, assolutamente no, ma che stiamo scherzando? All'epoca miei privati. Era un alto dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico? Ma incidentalmente sarà anche quello. È stata una persona con cui ho avuto una relazione negli anni 90. Ecco, però mi interessa più l'altro aspetto. Non è stata mai presentata a nessuno, è un fatto mio privato, non c'entra assolutamente nulla col processo, con queste cose qua. Senta, lei ha avuto rapporti con Pollack, Fabrizio Pollack? Fabrizio è un mio amico, certo. Era anche amico di mio Riccardo amico da Mancini? tanti anni, ci conosciamo da tantissimi anni. Però. Era anche con lui, dagli anni 70, anche con lui. Era anche amico di Riccardo Mancini? Certamente sì. Era in contatto col sindaco Alemanno e il vice sindaco Sveva Belviso? Ma chi, io? No, Fabrizio Pollack. No. Mi chiede una cosa che non so, ma non so neanche, onestamente mi interessa. Io non ho avuto nessun contatto né con Sveva Belviso né con... No. Ha mai presentato Fabrizio Pollack a Salvatore Buzzi? Fabrizio Pollack incidentalmente è venuto, credo, in cooperativa una volta o due volte, perché lui lavorava forse in Acea o in Enel, adesso non mi ricordo bene, e io gli chiesi cortesemente di poter risolvere un problema che aveva la cooperativa con dei pagamenti per Enel o Acea. Credo che l'unica cosa con che lui ha a che fare con la cooperativa sia questa, se ben ricordo. Credo di averlo fatto venire una volta perché c'era un problema. Allora avevano un problema, adesso non mi ricordo qual era. Siccome Fabrizio era un amico mio, era un esperto, lavorava, lui lavora, credo, spero che ancora lavori
in Acea o in Enel, adesso non mi ricordo dove, però poteva risolvere questo problema. Poi non so se questo problema si è risolto. Ci sono numerosi contatti tra lei e questo Pollack. Pollack, Fabrizio è un mio amico, certo. Si occupava anche lui della Onlus, della Piccoli Passi, sempre. Senta, dicono i carabinieri che con Pollack ha intrattenuto conversazioni con utenze dedicate, non riservate. Assolutamente no. Assolutamente no. Dove stanno? No, non esiste prove. C'erano 3 utenze dedicate in questo processo ed erano la mia con Salvatore, la mia con Pucci, la mia con Fabrizio Testa. Fabrizio Testa era perché lui faceva politica, non volevo impestarlo per la politica. Per quanto riguardava le altre 2 persone era perché in quel momento stavo parlando di fatti che avrei voluto tenere riservati perché riguardavano i miei fatti economici. Senta, con nessun altro, non mi risulta con Pollack nessun tipo di utenza dedicata. Senta, sono stati riscontrati sempre dai carabinieri tramite OCP alcuni suoi contatti con un certo Drisaldi, il 22 febbraio del 2012 e il 30 maggio del 2012, se non ho segnato male le date, che è un imprenditore. Contatti miei personali, telefonici con questa persona? Non me li ricordo, direi proprio di no, credo che sia un errore. OCP. Io non OCP. Non mi ricordo. Mi è stato presentato da qualcuno. Chi eravamo? C'ha degli OCP, avvocato? Lei non lo conosce questo Drisaldi? Non lo so, può essere pure che magari stava con Pucci e Pucci me l'ha presentato, non so com'è. Io non conosco questa persona. Senta, 26 maggio 2012 si dà atto che ci sono stati dal 26 maggio del 2012 per qualche giorno fino ai primi di giugno del 2012 suoi contatti con Daniele Pradè, dirigente di una società calcistica. Sì, come no, certamente. Perché? Daniele Pradè è un dirigente della società calcistica, amico della mia compagna dall'infanzia, andavano a San Nicola insieme quando erano piccoli. E l'ho portato alla Piccoli Passi e lui si è dedicato, quando ha visto la realtà della Piccoli Passi, credo che sia andato più volte, forse con la sua compagna, con la moglie, e credo che abbia anche lasciato dei soldi alla Piccoli Passi. Però Daniele Pradè è una bravissima persona che non c'entra nulla con questo processo, non c'entra nulla con me, non c'entra nulla con ma nulla. Infatti esattamente quello voglio dirlo chiaramente, perché basta poco sfiorare Carminati e trovarsi poi sulla colonna infame. Ecco, vorrei specificare bene le cose, avvocato. Senta, questi signori li ha mai presentati a Salvatore Buzzi o ha parlato di loro a Salvatore Buzzi? Ma non so, che possa averne parlato di loro, magari leggendo il Corriere dello Sport può essere, ma che l'abbia presentati mai a Salvatore Buzzi no, lo escludo assolutamente. Senta, sono emersi anche i suoi contatti in questo periodo con Staffoli o Staffoli. Marco Staffoli, sì. Marco Staffoli è un ragazzo che abbiamo frequentato, è il marito della signora Sensi, di Rosella Sensi, anche lui è stato portato insieme alla signora Sensi a Piccoli Passi, anche loro credo che si siano dedicati, almeno sicuramente fino agli arresti, perché poi saranno scappati come hanno fatto giustamente tutti alla Piccoli Passi. Era un mio amico, frequentava il negozio, era anche un cliente del negozio, amico di Mario Corsi, cioè ci siamo frequentati, cioè, è un bravissimo ragazzo che però anche lui, ripeto, levato il fatto di aver sfiorato Massimo Carminati, non ha fatto assolutamente nulla. Né io gli ho chiesto di fare assolutamente nulla. Queste persone spontanee. Ma guardi avvocato, ci stanno centinaia di persone così che meno male non sono state evidenziate, perché almeno non si sono andate a sputtanare, scusate il termine, su tutti i giornali, su tutte le cose come circuito relazionale dei Carminati. Cioè, io ero una persona che conoscevo tanta gente, insomma, cioè, ma non è perché io conosco una persona che per proprietà transitiva si trasmettono quelle che sono io, cioè su queste persone. Io so io, gli altri fanno la loro vita, insomma. Scusi. Siccome però quando si parla con me probabilmente appaio in maniera molto diversa da come vengo descritto, io ho una capacità di creare dei rapporti con la gente abbastanza, cioè ce l'ho abbastanza facilmente. La gente poi si incuriosisce dal fatto, dice ma quello Carminati è così, forse si aspettano che io sputi nel piatto dove mangio oppure mi metto le dita nel naso. Non è così, io sono una persona abbastanza normale e quindi la gente quando parla con me si relaziona con me come io mi relaziono con loro, avvocato.
Lei Sono queste contento persone... che dall'indagine tante persone si sono salvate dal fatto di conoscere Massimo Carminati, che so di essere, oltre all'articolo 7 di questo processo, capisco di essere anche una persona che è meglio non conoscere ormai. Queste persone le ha in qualche modo costrette a portare questi contributi alla Piccoli Passi? Ma che sta scherzando? Va bene, bisogna purtroppo essere chiari. Senta una cosa, No. c'era anche esatto, io sono chiaro nella mia risposta, ma che sta scherzando? ci poteva essere un'iniziativa imprenditoriale tra lei e Marco Staffoli? Era stata progettata? È stata progettata in un momento particolare, quando la mia compagna stava chiudendo il negozio. Volevano la moglie, credo il signor Staffoli, con la moglie di Mario e la mia compagna volevano aprire un posto dove far venire i bambini il pomeriggio. Siccome il signor Staffoli aveva un terreno lì vicino alla zona Vigna Clara, si è parlato di mettere lì, diciamo, questo punto per i bambini, punto verde per i bambini, con i giochi per i bambini, un piccolo bar, un'iniziativa che avrebbero dovuto fare, che però poi non si è riuscita a sviluppare perché il terreno che aveva lui non aveva i requisiti per poter fare quel tipo di attività. Senta, lei ha sentito che diceva Salvatore Buzzi che il pomeriggio raramente vi incontravate? Perché Ma lei è vero, dice... è vero. È vero? È verissimo, certo, è verissimo. Cioè, io Salvatore lo vedevo la mattina alle 9 solitamente, quasi sempre la mattina alle 9, io lo aspettavo fuori, non entravo in cooperativa se non c'era lui, perché i miei rapporti con la cooperativa erano con lui. Lo aspettavo, entravamo e lì si scatenava il caos, perché dentro il suo ufficio c'erano 50 persone che lo aspettavano, tutta gente seduta, ognuno con i suoi progetti, siccome lui era l'organizzatore della loro giornata, e io stavo lì, ascoltavo tutti i loro discorsi, tutte le loro cose, e poi a un certo punto, quando era finito l'ambaradam, dopo una mezz'ora si poteva parlare con lui. Però io lo vedevo solitamente la mattina, stavo un'oretta lì alla cooperativa e poi me ne andavo. Inizialmente ci andavo più o meno una volta a settimana, poi dopo, diciamo nel 2014, anche 2 volte a settimana. Però sostanzialmente Salvatore l'ho visto quasi sempre lì. Tante cose, insomma, tante volte c'erano riunioni e io non partecipavo, io stavo fuori, l'aspettavo fuori, parlavo con lui 10 minuti, poi riprendevo la mia Vespa e me ne andavo, insomma. Senta, poi esamineremo anche il circuito relazionale di Buzzi per sapere quanto lei conoscesse del circuito relazionale di Buzzi, però intanto le volevo chiedere di questo suoi numerosi rapporti che aveva autonomamente, li partecipava a Salvatore Buzzi, li condivideva con lui o erano mondi completamente separati? No, ma non c'era motivo, Salvatore era un mio amico, io lo consideravo un mio amico, oltre uno che mi aveva permesso di lavorare, e il mio rapporto con lui era assolutamente personale, riguardava me e nessun altro dei miei amici e nessun altro, cioè era un rapporto personale tra me e Salvatore, cioè. Senta, Ma però... come non c'è stato rapporto neanche con nessuno della cooperativa, io qui lo tengo a ribadirlo, cioè i miei rapporti nella cooperativa io ce l'avevo solo con Salvatore, cioè non c'era nessun altro, e col dottor De Ninno, ma solo per quanto riguardava la mia provvista economica, per il resto cioè, io non parlavo con nessuno. Senta, talvolta è stato riportato, io le ho contate 4 volte, ma non ci metterei la mano sul fuoco, che Riccardo Brugia l'ha accompagnata in alcuni incontri che sono avvenuti con Salvatore Buzzi. Riccardo Brugia partecipava a questi incontri poi? Ma quando mai? Cioè Riccardo Brugia mi accompagnava perché quella mattina magari stava in macchina con me e io dicevo facciamo un salto all'Euro oppure facciamo un salto a Via Pomona. A Via Pomona sicuramente non è mai entrato, ha aspettato fuori. E all'Euro ci siamo seduti al tavolo tutti insieme a prendere un caffè, ma se dovevo dire qualcosa a Salvatore che riguardava i fatti miei mi alzavo e mi allontanavo. Io sono una persona che sono abituato a fare così sostanzialmente, non è che... Ma il mio rapporto era personale con Salvatore, cioè erano fatti miei. Senta... Non ne parlavo con nessuno, non riguardava nessuno. Poi in più c'è stato anche il fatto che oltre ad avere un rapporto di questo tipo c'è stato il fatto che io con Salvatore mi sono preso, perché la giudico una persona di assoluto valore, e ci sono diventato amico e sono fiero di essere stato amico suo e le dirò di più, avvocato, adesso che l'avranno accannato tutti, io rimango amico e ribadisco, non sono d'accordo con quella che è stata la sua scelta, perché è una scelta che a me è estranea e sarà sempre estranea, però
Salvatore deve sapere che comunque sia, io sono amico suo, io voglio bene, cioè, quindi il momento in cui tutti l'hanno accannato e l'accanneranno, io rimarrò amico di Salvatore Buzzi, pur non essendo d'accordo con quella che è stata la sua scelta, ma questi sono fatti miei personali. Però per me è un amico, quindi, cioè, perché conosco il suo valore, cioè, ed è una persona di valore, una delle persone di valore che io conosco più, che ho conosciuto nella mia vita, una delle persone di più valore che ho conosciuto è Salvatore Buzzi, per quello che è anche dentro, per questo so che cosa gli è costato fare quello che ha fatto qua. Però qui sono fatti personali, avvocato, chiedo scusa, sono andato oltre. Sì, no, va benissimo. Senta, è stato riferito, sempre nel 2012, se ho ricostruito correttamente la data, è il 3 aprile 2012, oggi sarebbe un anniversario, che lei si è recato a Londra. Sarebbe stato pedinato anche dal SOCA, il pubblico ministero la settimana scorsa ha depositato della documentazione al riguardo. Ne abbiamo ampiamente parlato, avvocato. La domanda qual è? Sì. La domanda è questa. Lei aveva un passaporto all'epoca? E anche su questo ci ha già risposto. Come no? Ci ha detto anche dove l'ha ritirato. E allora ho sbagliato a fare la domanda. Assolutamente sì, c'avevo il passaporto. È vero che Salvatore Buzzi le chiese un giorno, come ha ricordato lui, Massimo, tu hai anche il passaporto? Può essere che me l'abbia chiesto, ma evidentemente se io vado a Londra ci posso andare solo... con la carta d'identità valida per l'espatrio, dice. Sì, c'avevo il passaporto e la carta. Aeroporti Fiumicino senza passaporto, insomma, senza carta d'identità valida per l'espatrio. Questo Tant'è vero era che ero pedinato, ho parlato anche con quelli che adesso so che sono carabinieri, ho parlato anche con loro all'aeroporto, insomma. Poi uno mi ha seguito fino a Londra e poi sì. E ci dovrebbero essere tracce di queste, perché io mentre stavo all'aeroporto e diciamo ho questa discussione con i carabinieri, poi chiamo immediatamente dopo l'avvocato Naso, lui se lo ricorderà sicuramente. Gli ho detto guarda, questi stanno pure qui all'aeroporto, mi sono appettato con uno di questi qua e ho capito che erano carabinieri o comunque operanti delle forze dell'ordine, perché quando io ho un diverbio con loro, questi qua facevano come se io non fossi, come se fossi trasparente, sono stati molto bravi e guardi dalle facce, se uno mi metteva una mano addosso mi smontava, non mi hanno neanche detto zitto scemo, ma che cosa stai dicendo, sei pazzo, curati, non mi hanno detto nulla, mi hanno subito, cioè, e quindi evidentemente erano delle forze dell'ordine, insomma. Lì ho capito, ho avuto proprio la conferma che erano carabinieri. E, guarda, io pensavo che fossero della Digos, a dire la verità, tant'è vero che Salvatore poi continua a fare battute, ma anche al telefono, Massimo è andato a Londra con la Digos, non so se risultano, ma ci sono sicuramente. Senta, campo nomadi, abbiamo documentato nelle precedenti udienze, ormai un anno fa, che il 23 luglio del 2012, con nota a firma dell'allora presidente Salvatore Buzzi, Eriches comunicava che dal 1° ottobre del 2012 sul terreno della SIAL sarebbe stato realizzato il campo K dei nomadi. L'1 agosto del 2012, a seguito di questa missiva, il sindaco Gianni Alemanno ordinava al 5° Dipartimento di provvedere in conformità. Quindi l'inizio di questa operazione è questa diciamo, lettera di Gianni Alemanno. Lei all'epoca entrò in contatto direttamente o indirettamente, fece intervenire qualcuno su Gianni Alemanno affinché disponesse in tal senso? Guardi, io non conosco Gianni Alemanno, non conosco Lucarelli, non conosco nessuno dell'entourage d'Alemanno, loro non conoscono me e penso che siamo tutti felici di questa cosa, siamo tutti felici, non da adesso, anche da prima. Io non ho nulla a che vedere con Gianni Alemanno, non ho nulla a che vedere con l'entourage di Gianni Alemanno, assolutamente. Quindi non potevo intervenire. Se io avessi conosciuto Gianni Alemanno sarei andato a chiedergli conto del fatto che non pagavano il campo nomadi. Cioè sarei andato da lui, sarei andato da Lucarelli, sarei andato dalla sua famiglia, sarei andato da tutti, ha capito? Io non conoscevo Gianni Alemanno, non conoscevo Lucarelli, non conoscevo nessuno del suo staff, altrimenti ci sarei andato. Guarda, anche perché questo quando era mi sono reso stato già conto... detto, quindi stiamo facendo, Ma francamente, ripetendo tutto quello che è stato già detto. Rispondo alle domande che mi fanno.
Rispondo alle domande, Presidente. Io Sì, no, se no, lei lei ritiene. risponde alle Ma domande. io ho fatto una domanda non che mi era pare che non rivolta a abbia fatto lei. nessuno. Era una critica all'avvocato Titti, non Ma a lei. mi pare di aver fatto una domanda che non ha fatto nessuno. Cioè, non sto parlando dei pagamenti, io sto parlando dell'inizio del campo nomadi. Siccome viene dato dal sindaco Alemanno, gli ho chiesto se nel luglio del 2012 E ce l'aveva detto nel corso dell'esame, avvocato. Testa, Gramazio o altri ancora abbia inciso su Gianni Alemanno affinché sottoscrivesse questo documento. Credo che la domanda così precisa non sia mai stata fatta. Allora rispondo assolutamente, per quanto mi riguarda no. Io ho parlato solo con Salvatore di questa cosa. All'epoca lei già conosceva Gaglianone? Sì, Senta, ma Salvatore Buzzi conosceva Gaglianone o fu lei a presentarglielo in quella circostanza? no, non lo conoscevo assolutamente. Gliel'ho presentato, credo che la prima volta che si siano visti è stato o a un sopralluogo a Castelromano o forse quando è venuto insieme a me a Via Pomona. C'è stata una riunione in cui ci stava Salvatore, il signor Coltellacci, eravamo io e Maurizio. Lei quindi E forse ci stava quel ragazzo che è venuto qua una volta, però non me lo ricordo, forse, ma quello è un ricordo che non ho perché Anche di ho questo letto si una era richiesta. già parlato, quindi il profilo diverso sul quale lei ha interesse. Io Presidente faccio le domande, si può rispondere sì o no, io non è che posso No, bloccare. avvocato, lei fa le domande che sono state già poste, poiché forse non era presente, le pone nuovamente. No, Presidente, mi scusi, rispondo Allora, con un sì siccome o con un no, così vedo che la sarò domanda più in breve sé non è anch'io. la domanda che costituisce premessa per altri profili, ripete esattamente domande che sono state già poste. Su Gaglianone l'imputato Carminati ha detto e spiegato tutta una serie di situazioni. Presidente, io ho fatto una domanda, se quando c'è stato l'incarico a Gaglianone, se Salvatore Buzzi conoscesse Gaglianone. Appunto, se ne era già parlato di questo, comunque faccia la domanda, le risponderà per la seconda volta. Prego. Lei ha seguito l'esecuzione dei lavori o si è recato soltanto una volta presso il campo nomadi? Mi scusi Avvocato, me la ripeta perché non ho Lei sentito ha la seguito domanda. l'esecuzione dei lavori o si è recato una volta solo al campo nomadi? No, al campo sono andato un paio di volte, i lavori li seguiva l'architetto Ciotti, non c'era bisogno che li seguivo io, però parlavo spesso del lavoro con Gaglianone, perché Gaglianone poi si riferiva a me, Gaglianone qualunque cosa faceva al campo me la riferiva, ne parlava con me, perché di fatto ero io il committente per lui, non era Salvatore Buzzi, Salvatore Buzzi l'ha visto una volta, però per quanto riguarda la parte tecnica sul campo c'era l'architetto Ciotti. Lei ha sostenuto qualche sborso di denaro per il campo nomadi? Non direttamente, l'esborso di denaro del campo nomadi viene dalla mia provvista per il lavoro dell'ente. Sì, questo l'abbiamo capito, se no poi il Presidente mi dice qua. che... Io voglio sapere se lei ha tirato fuori un centesimo di suo. Assolutamente no. Ok. Senta, contabilità di Di Ninno, già abbiamo ricostruito più volte come funziona. La ipotesi B che era il conto economico e poi c'era il rapporto finanziario. Nel conto che viene riportato come conto economico, cioè quello che viene riportato nell'ipotesi B, come quello che doveva spettare a lei, era compreso anche il costo che doveva sostenere Gaglianone? Credo di sì, penso di sì. Lei in qualche modo Certamente sì. ha concordato questi valori oppure erano, l'impostazione di questa contabilità era stata fatta da Paolo Di Ninno? Allora, intanto io mi riconosco nei conti perché questi sono gli stessi conti che io ho avuto modo di vedere durante lo svolgimento del mio rapporto con la cooperativa. Per quanto riguarda il campo nomadi, io già l'ho detto come ha funzionato la cosa, i 500.000 euro che aveva previsto è questa la domanda, Avvocato, perché per capire bene, perché forse non ho capito la domanda. Io voglio capire semplicemente se i dati che sono riportati in quella scheda furono concordati da lei o con Guardi, lei? la scheda io neanche me la ricordo la scheda, certamente con Salvatore avevamo
avevamo parlato di questa cosa, ma aveva detto c'è un budget di 500.000 euro, poi io mi sono regolato con Gaglianone in maniera diversa, perché chiaramente io ho guadagnato con Gaglianone e poi ho guadagnato con la cooperativa. Se probabilmente la cooperativa, invece di farlo fare l'architetto Ciotti, il preventivo, l'avesse fatto fare geometra sotto casa, gli avrebbe detto al geometra sotto casa che quel lavoro non valeva più di 400.000 euro, quindi avrebbe risparmiato 100.000 euro. Anche questa stiamo replicando le risposte già date. Io non ho mai detto nulla alla cooperativa per quanto riguarda il vero costo della cosa, non ero tenuto a dirlo, non è che ero socio di Buzzi io. Buzzi mi ha chiesto c'è sto lavoro, c'è sto budget, anzi quando ne ho parlato ho detto sì, mi è costato 500.000, ci stanno 1000 intercettazioni, ve lo dico, però mi riconosco nei conti del dottor De Nino, assolutamente. Ci stanno 2 o 3 cose che non mi ricordo, devo dire la verità, perché guardi avvocato, io non è che tenevo questo conto, proprio perché ero pedinato continuamente, io leggevo questa cosa, me la mettevo in tasca e poi la buttavo al primo cassonetto, mi fidavo talmente dell'onestà del dottor De Nino e di Salvatore nei miei confronti che non avevo bisogno di tenere io questi conti, tant'è vero che a me non è stato trovato niente, non è stato trovato nessun foglietto. Senta, però lei... da quello che mi ricordo direi che è assolutamente tutto vero una cosa, però parlo dal terzo foglio, perché io primo e secondo foglio neanche mi ricordo, non credo che riguardassero neanche me. Io dal terzo foglio sicuramente dall'8 gennaio 2013, quello sicuramente è un conto che io ho visto e che mi è stato prospettato dal dottor De Nino. Poi ci stanno tante cose che non ricordo nell'ambito dei conti, ma sono sicuro che sono assolutamente vere. Lei conferma quanto riportato da Buzzi attraverso la discovery della contabilità della Cerrito, e cioè che avrebbe dato 145.000 euro in contanti? Le avrebbe dato 145.000 euro in contanti? Ma sicuramente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. In 2 anni sono stati quelli i soldi che mi hanno dato. Me l'ha dati quasi sempre Salvatore, qualche volta me l'ha dati Salvatore insieme alla signora Cerrito e forse un paio di volte, 2 o 3 volte era presente il dottor De Nino. Assolutamente sì. E che quindi io ho fatto un calcolo anche per eccesso, forse pensavo che fossero circa 160.000, però la ricostruzione di Salvatore è sicuramente quella giusta. Qui la prima dazione risulta il 31 maggio del 2013, quindi in questo periodo di tempo per le prime schede venivano semplicemente annotati i suoi crediti. Avvocato, non l'ho sentita, mi scusi, Ho detto, ripeta. la prima dazione che risulta percepita, 5.000 euro, è del 31 maggio del 2013, dalla contabilità di Salvatore Buzzi. Quindi in precedenza lei annotava semplicemente i crediti che vantava per effetto di questi rapporti. È così? Sostanzialmente sì. Però, avvocato, siccome io non l'ho mai tenuta questa contabilità, mi ricordo che per sommi capi è sicuramente così. Se poi lei mi dice qui ci stanno quelli dati a questo, mi ricordo per dire sicuramente l'avvocato Brugnoletti, queste cose qua me le ricordo, però sostanzialmente anche rileggendoli non è che mi posso ricordare, però sostanzialmente è questo qua, i dati finali sono quelli. Io devo prendere 1 milione escluso il primo Misna alla fine della storia, questo agli ultimi conti, questo assolutamente è come è stato riportato dal dottor De Nino. Senta, se poi lei mi chiede scheda per scheda, sinceramente non credo di poterle essere d'aiuto, cioè, onestamente io anche questo era stato già detto, avvocato. Forse l'avvocato Diti giovedì è andato via ad un certo punto, No. quindi forse qualche cosa le sfugge delle Sarò stanco risposte anch'io, già Presidente. fornite, avvocato. Però c'è Perché Radio stiamo Radicale. ripetendo l'udienza di giovedì. Presidente, vado avanti e evito Vada avanti, di rispondere. avvocato, però il Tribunale le ha già sentite queste cose. Non capisco perché le dobbiamo sentire 2 volte. Perché io ho fatto semplicemente una domanda se conferma la ricostruzione di Salvatore Sì, Buzzi ma di era stata 145.000 già euro. fatta, ne avevamo ma le pare possibile che io non parlato. posso... Ha risposto quasi con le stesse parole l'imputato Carminati sui rapporti con Ghilinno e sulla contabilità di Ma Ghilinno. non me lo può dire a me, io ho fatto una domanda, non me la metta, Presidente, è lei che deve mettermi le domande, non mi faccia questo... No, io la sto finora invitando, se possibile, Guardi, io a non faccio ripetere. Adesso Presidente, cominceremo io ho memoria a non che queste ammettere le domande non sono state avvocato. fatte, poi se vogliamo continuare questa polemica possiamo continuare. Avvocato, non è Io nessuna ritengo che polemica, queste domande di non averle avvocato. Non è fatte. nessuna polemica, è che lei ci sta facendo fare 2 volte
le stesse attività. Io ritengo di no, però se lei ritiene no, che è così, siccome sì. lei che deve dirigere il dibattito, non me l'ammetta, Presidente, bene, è inutile che alla facciamo questa cosa. Io valuterò l'ammissione. sono semplicemente come dire, devo subire quello che decide il Tribunale, non posso fare altro. Anche il Tribunale subisce, Io ritengo avvocato, che queste domande non siano state fatte. Le ho capite male, non le ho ascoltate, ero distratto. Ritengo che non siano state fatte. Punto. Si figuri se ho voglia di fare cose già fatte. Senta, in quella contabilità ci sono anche delle fatture Unibar e alcune di queste fatture si parla di €1 in più. Può spiegare al Tribunale che cos'era questo euro in più? No, non lo posso spiegare perché non me lo ricordo, però sicuramente posso dire che l'ingegnerietto non ha avuto soldi da me né ha dato soldi a me extra quelle fratture. Adesso non mi ricordo, l'ho fatto, ne ho parlato anche prima di questa cosa, però non mi ricordo. Se lei mi dice foglio per foglio quello che è successo in quei mesi, non sono in grado di essere più preciso. Ho capito. Senta, adesso voglio soffermarmi sui pagamenti dell'ente EUR che sono avvenuti nel dicembre del 2012 e vorrei portare con maggiore dettaglio, sempre che il Tribunale me lo consenta, su alcuni passaggi diciamo così, dei pagamenti che sono avvenuti in quel mese, l'ottobre del 2012 e dicembre 2012 per essere precisi. Mi dice il numero del foglio, avvocato, cortesemente, così? No, ma non è la contabilità di Ninno. Ah, chiedo scusa. Allora. Cambio proprio rapporto. Chiedo scusa, non avevo capito, chiedo scusa. Sì, il 22 di ottobre del 2012 e il 21 di dicembre del 2012 Ente EUR ha effettuato dei pagamenti nei confronti delle cooperative. Innanzitutto le chiedo, questi pagamenti che è stato accertato riguardavano rapporti pregressi e diversi da quello del famoso appalto di Mancini. Entrano nella contabilità di Ninno? Non ho idea, non mi ricordo, non so come aiutarla, non so come aiutarla in questo. Rispetto agli appalti pregressi, rispetto Sì. a quello che poi viene, diciamo, dato da Riccardo Mancini, aveva degli interessi? No, io non avevo degli interessi, però è successo quando si crea il problema del campo nomadi, quando mi sembra di ricordare, io vado a Palmo, avvocato, io non ricostruisco coi RIT, con le cose, perché se ricostruisco coi RIT la percezione mia è stata completamente diversa, però mi sembra di ricordare che Salvatore, quando si creò il problema del campo nomadi, il problema dei pagamenti del campo nomadi, il fatto del debito fuori bilancio, probabilmente lui in qualche maniera mi ha fatto entrare probabilmente in qualche cosa che riguardava anche la parte precedente all'appalto, però io non ne sono sicuro di questa cosa. Io mi ricordo però che quando si creò il problema, Salvatore, sentendosi un pochino, non dico in colpa perché ci sta un rischio di impresa, cioè tu ti butti in una cosa, se te pagano bene, se non te pagano condividi il non pagamento, però per quello che mi ricordo forse Salvatore mi ha in qualche maniera accreditato dei soldi per fare fronte poi a quelli che devono essere i miei pagamenti, una sorta di rientro nei pagamenti per la mia spesa nel campo nomadi. Credo che sia successa questa cosa qua, però non mi ricordo, forse in 1 o 2 casi lui mi ha in qualche maniera fatto accreditare dei soldi che venissero da loro, però la mia è una sensazione a palmo di quello che è successo 5 anni fa, avvocato, di più non le posso dire, non sono sicuro neanche di quello che le sto dicendo. Sì, a me interessava più che altro però capire un'altra cosa. Io non la riesco a ricostruire questa cosa, devo essere onesto, non mi viene in mente. Mi ricordo questa cosa perché chiaramente Salvatore, quando ci sono i problemi del pagamento dei camponomadi, cioè non c'è soltanto tutta la frenesia per farsi pagare, c'è stato un momento in cui eravamo quasi convinti di non essere più pagati, questo era il problema. Io questo mi ricordo. C'era molta agitazione quando noi subiamo la sola, quella che poi credevamo fosse una truffa bella e buona per il campo nomadi, e chiaramente Salvatore si sentiva un pochino in colpa nei miei confronti. Io gli dicevo non ti preoccupare, non fa niente, se va bene, se non ci pagano ciccia, ci organizzeremo in altra maniera. D'altro canto mi aveva fatto entrare nel lavoro dell'euro, ma che potevo dire, insomma.
Senta, dalla ricostruzione che è stata fatta al maresciallo De Luca, questi due pagamenti... No, così no, avvocato, non può riferire, ponga una domanda diretta sul fatto. Il 10... Avvocato, la risposta sarà sempre quella, io non mi ricordo, questa storia io non sono in grado ma sto aiutarla a ricostruire. Sto cambiando la domanda, però la devo riformulare in maniera diversa. A ottobre, le dico la data esatta, il 12 di ottobre, Sì. lei ha incontrato, perché c'è un OCP, Salvatore Buzzi presso il bar Palombini davanti all'ente Eur. Sì. Lei ricorda se quel giorno o i giorni precedenti aveva avuto modo di parlare con Riccardo Mancini? Ma assolutamente no. Assolutamente no. Lei sa che quei giorni Salvatore Buzzi aveva un problema per il pagamento di alcune fatture che erano state spiccate nei confronti della Marco Polo per lavori già eseguiti? Ma, guardi, Salvatore può essere pure che me ne abbia parlato, ma assolutamente io non avevo nessuna possibilità, non sono mai intervenuto su Riccardo direttamente su queste cose. Cioè, al di là di qualche chiacchiera che ho fatto con Carlo, ma mi sembra successivamente, io per quella cosa là non mi ricordo. Infatti io mi sto soffermando sull'ottobre del 2012 non a caso. No, direi di no. Guardi, io credo di aver visto Riccardo Mancini l'ultima volta, forse il giorno dopo il suo avviso di garanzia per Breda Menarini. Abbiamo parlato esclusivamente del fatto di Breda Menarini. Lui era preoccupatissimo, sapeva che il comune l'avrebbe ammollato, sapeva che era finita la sua voglia di fare carriera politica. Abbiamo parlato solo di quello, e poi con Mancini direttamente non ho più parlato, l'ho rivisto sotto lo studio dell'avvocato dell'anno. Credo proprio dopo il suo interrogatorio col dottor Ielo. Io in quel periodo Mancini non l'ho visto più, anche perché dopo l'avviso di garanzia sapevo di avere le guardie appresso e non volevo che le guardie che avevo io facessero razza con le guardie che aveva lui, perché a quel punto era certo che lui era indagato, quindi assolutamente non l'ho più visto, non ci ho parlato direttamente. Ecco perché dopo ci sono delle telefonate intermediate da Carlo. Carlo entra soltanto in quel momento, perché io con Riccardo potevo parlare direttamente. Non c'era quel problema, io non parlo più direttamente con Riccardo perché c'è la situazione di Breda Menarini. Allora a quel punto io, siccome Carlo era un nostro amico, quando devo dire, magari mandare a dire qualcosa a Riccardo, una cosa parlo, ma neanche, ne parliamo un po' infatti continuiamo a dire non c'è stacca la testa, non c'è stacca la testa, lo sapevamo che non c'è stava con la testa, poveraccio, aveva avuto una serie di problemi. Senta, che per lui in quel momento erano molto gravi, molto importanti, quindi sinceramente... Dopo questo primo pagamento dell'ottobre del 2012, a dicembre ce n'è stato un secondo, ed è stato ampiamente ricostruito. Aspetti, mi faccio fare la domanda. Sì. Tra ottobre e dicembre Salvatore Buzzi le riferì che c'era una fattura che in precedenza non si trovava e che poi fu trovata, la numero 158, sulla quale l'ente Eur voleva praticare uno sconto? Ma sicuramente me l'avrà detto, ma che me l'abbia detto è certo, ma che io possa aver fatto qualche cosa è altrettanto certo in senso negativo. Io posso aver chiesto qualche cosa in riferimento a questi soldi che doveva prendere Salvatore a Carlo, però abbiamo parlato così, perché io sapevo che comunque i soldi non c'erano non per Riccardo, i soldi non c'erano per il comune, i soldi non c'erano per Alemanno, per le cooperative i soldi non c'erano per Alemanno. Io lo sapevo bene e comunque non credo di essere proprio intervenuto, più di tanto. Certamente a Salvatore gli dicevo sì, adesso vediamo, domani ci vado, però poi di fatto non è che potevo andare a chiedere a Riccardo più di tanto. Riccardo una volta che mi aveva detto guarda ma la situazione è così, punto. E poi Riccardo stava passando veramente un brutto periodo in quel momento. Quindi, in questo periodo lei sa che c'era anche un problema di un'altra partita di credito per una transazione di un credito di oltre 2 milioni di euro nei confronti dell'ente Eur? Gliene parlò? La vecchia Marco Polo? Sì, ma che me l'abbia parlato sicuramente, ma che non è che me ne sono interessato più di tanto. Ma insomma lì c'era un ufficio legale efficientissimo, cioè per quale motivo devono chiedere a me? Che potevo fare io, scusi? Questa transazione si chiuse nel 2013
Lei all'epoca fece intervenire o fece in qualche modo pressioni sull'Ausi per questa transazione? Ma assolutamente no, ma quali pressioni? Poi che c'entrava? Non è stato l'Ausi che ha fatto fare quel pagamento, l'Ausi probabilmente si è messo in mezzo, ma non c'entrava nulla l'Ausi. Cioè io parlando con Salvatore sapevo esattamente come stavano le cose, Salvatore sapeva bene che l'Ausi non c'entrava nulla. L'Ausi che c'entrava? E sa qual era l'opinione di... Non era l'Ausi, l'avvocato Carrone stava parlando con altre persone che non erano l'Ausi si sarà messo in mezzo, ma certamente non c'entrava nulla. Cioè E lei sa qual era l'opinione di Salvatore Buzzi nei confronti di Luigi Lausi? Era quella che in quel momento credevo anch'io, siccome io stavo dalla parte di Salvatore, se lui aveva una visione negativa della persona, io avevo una persona, poi chiaramente è normale, poi uno se lo tiene, non è che lui aveva una percezione assolutamente negativa del ruolo di Lausi, delle capacità di Lausi e del fatto che si mettesse in mezzo in cose dove non c'entrava nulla, e quindi io avevo la stessa percezione. Dico direttamente, io non credo di aver mai parlato con Lausi in quel periodo, cioè, ci sono state tante richieste di appuntamenti, ma guardi, mi crede, erano dovute a tutt'altro, che non c'entrava proprio niente a Marco Polo, erano proprio per altri fatti. Parliamo adesso dell'arresto di Riccardo Mancini. Dell'arresto? Sì. Prima però le voglio chiedere un'altra cosa. L'1 di ottobre del 2012 è stato ricostruito che Riccardo Mancini unì a un precedente difensore un altro difensore. Chiedo scusa, avvocato, me la deve ripetere perché ho un eco forte, non l'ho sentita. È emerso che l'1 di ottobre del 2012 Riccardo Mancini aggiunse alla precedente nomina di difensore un altro difensore. Non mi interessano i nomi, mi interessa sapere, lei incise in qualche modo sulla scelta del difensore da parte di Riccardo Mancini? Ma assolutamente no. Fu il dottor Lausi a consigliarlo, che collaborava credo come perito con quello studio, visto che così almeno non ne fa nome nessuno. Assolutamente non era una cosa consigliata da me. Se io avessi dovuto consigliare anche questo l'ha già detto, avrei consigliato il mio avvocato. Senta, avrei consigliato l'avvocato Naso, non l'avvocato dell'anno. A gennaio del 2013, quando venne arrestato Ceraudo, ex amministratore della Breda Menarini, sì. Lei sa chi è che aveva accusato Ceraudo? Guardi, sicuramente l'avrò saputo in quel momento perché è uscito sui giornali, ma adesso non me lo ricordo. Credo che sia forse la persona che ha... Filabozzi, può essere? No, sto sbagliando? No. Ne parlò con Salvatore Buzzi di questa vicenda? No, assolutamente no. Senta, quando si decise a gennaio del 2013 quando decisero che Mancini, Riccardo, avrebbe dovuto rassegnare le proprie dimissioni, e di questo lei ne parla in alcune telefonate, la decisione di Riccardo Mancini fu presa insieme a lei? Ma assolutamente no, ma che stiamo scherzando? Ma non esiste proprio. Lei aveva rapporti con gli avvocati di Riccardo Mancini all'epoca? Certamente ho avuto rapporti con l'avvocato dell'anno, perché in quel momento difendeva mio fratello e mia cognata da una parte e dei soci di mio figlio per un campo di paintball. Quindi io andavo spesso allo studio là per guardare queste cose e ne ho parlato parecchie volte. Poi, sapendo che Riccardo aveva nominato l'avvocato dell'anno, sono andato proprio là per parlare di Riccardo Mancini. Ho capito. Certamente. Quindi gliene parlò l'avvocato, lei non ha mai avuto modo di consigliare? No, così... Allora, chi ha parlato, chi ha introdotto il discorso sulla situazione di Mancini? Prego, Presidente, non ho capito. Chi aveva... chi l'ha aperto il discorso su Mancini? Io ho parlato con l'avvocato dell'anno di Mancini, certamente. Mancini era amico mio, sono andato con Carlo Pucci. È andato lei a parlare di Mancini? Ma io sono andato con Carlo Pucci e c'era anche il dottor Lausi, che era quello che aveva fatto nominare, e mi sono trovato lì, essendo tutti amici di Mancini, abbiamo parlato di questa cosa. Però con tutto il rispetto, Presidente, che io possa andare nello studio dell'avvocato dell'anno e parlare di strategie è una cosa che fa ridere, insomma. Però, diciamo, visto che è stato introdotto questo sì, argomento, appunto, non ho fatto nessuna strategia, abbiamo parlato di quello che...
siccome l'avvocato dell'anno pensava che la strategia che aveva deciso lui fosse quella di fare parzialmente confessare Riccardo Mancini non era convinto di questa strategia, se ne è parlato, insomma, ma non certamente è una cosa che poteva nascere da me. Io sono sempre contrario, diciamo, a questo tipo di cose, per questo ecco, infatti la domanda che l'avrei voluto fare, avrei fatto nominare l'avvocato Naso per queste cose, con cui almeno non ci però la sarebbero domanda, stati dubbi scusi, su quale doveva essere la strategia processuale. Sì, ce l'ha già detto. Che però per rispondere alla domanda che aveva fatto anche il dottor Ielo, cioè lei in questa ipotetica partita di strategie, a quale strategia avrebbe preferito appoggiare? Vabbè, questa è una domanda fatta in via ipotetica. No, non è a lui, lei che strategia? Nessun PM ha fatto una domanda di ha questo detto che tipo. non ha consigliato nessuna strategia e quindi Non ho consigliato nessuna strategia, per me l'unica strategia è non rispondere ai pubblici nessuna ministeri. ipotesi. Comunque, Presidente, l'unica strategia per me è quella che uso io, non rispondo ai pubblici ministeri. Se devo rispondere, rispondo al processo. È inutile perdere tempo, giustamente, anche perché qualunque cosa dici al pubblico ministero chiaramente viene interpretata in maniera diversa da quello che può essere interpretata da un tribunale. Sì, però siccome Io qua... mi sono sempre attenuto a questo, ho sempre consigliato questo alle persone che conosco, però poi ognuno fa come vuole. Sì, siccome era stata fatta una dichiarazione da Riccardo Mancini e si diceva che doveva tenersi il cecio in quel posto, nelle varie conversazioni, lei... Il famoso cecio, ma io ce l'ho qua, me la so portata l'intercettazione, se vuole la leggiamo, non è che... vorrei capire, io vorrei capire. L'abbiamo letta tante volte. Vorrei capire. Esatto, Presidente, questa del cecio è praticamente, ma lui se la tiene questa dichiarazione, ma lui se lo tiene l'arresto, Ecco, non quello che deve dire su De Meo, cioè a me Mancini, con tutto rispetto, con tutto l'affetto che voglio, non poteva danneggiarmi neanche se fosse impazzito, cioè né poteva danneggiare me né poteva danneggiare nessun amico mio, io non avevo nulla da temere, sapevo, perché me l'aveva detto lui, che non c'entrava niente con quella situazione e lui era dispiaciuto perché dice io mi devo sacrificare e mi sacrificherò, perché questo lui ha fatto, per non danneggiare le elezioni che si sarebbero svolte dopo qualche mese. Questa è stata la mia percezione. Se voi leggete tutte le intercettazioni che io ho riferito e che poi sì, però il punto è questo, negli stessi esatti termini. Esatto, e questa qui, Presidente, io rispondo alle stesse parole quando mi fanno con le stesse parole sì, quando mi fanno le stesse domande. Non è che ho imparato la lezione, insomma. Perché questa è la sua versione, siccome Salvatore Buzzi ne certo, dà un'altra in un ambientale, scusi, mi faccio fare la domanda, ne dà un'altra in un ambientale del 20 aprile del 2013. La domanda qual è? Perché non possiamo leggere l'ambientale di Buzzi. Beh, come qual no? è la domanda? Buzzi riferisce di una dichiarazione che riceve da Massimo Carminati o comunque di un'azione che fa insieme a Massimo Carminati e lo dice in un ambientale. Mi consente di chiedere a Massimo Carminati, che è coinvolto in questa conversazione, di sapere se è vero o no quello che racconta? Vuole leggere il passaggio dell'ambientale? E se me lo fa fare, Presidente, oggi sì. non... No, avvocato, io glielo faccio fare, ma lo lei non ha letto il passaggio. Ma ancora non ho finito la domanda. No, avvocato, scusi, allora, se lei fa un riassunto del passaggio può diventare una sua lettura. Allora, se vuole contestare una risultanza, contesti la risultanza leggendo il passaggio dell'intercettazione. 20 aprile 2013, ore 16, conversazione numero 53, 54 e 55. A bordo dell'autovettura Audi Q5, non è 3240 2013, aspetti. Non è Carminati, e questa è quella di... Lo so, mi faccia non ci si metta anche lei, mi faccia finire la domanda. Allora, l'anche che è di troppo, avvocato. Guardi, sono interrotto ogni 2 minuti, mi dispiace, Presidente. Forse l'anche è un po' di troppo. Ho capito, le chiedo scusa. Lo siamo andati a PA. Gliel'abbiamo detto, cioè o stai zitto e sei rivedito o se parli poi non c'è posto in cui te puoi andare a nascondere. Siamo andati a PA una settimana prima che... Allora, questo che racconta Salvatore Buzzi lo racconta che avrebbe fatto insieme a lei una settimana prima. Qui adesso può essere una settimana prima dell'arresto, una settimana prima... Scherziamo. Allora, siccome
secondo quella che è la ricostruzione fatta dalla Procura, ci sarebbero stati questi contatti con gli avvocati per far dire o non far dire qualcosa a Riccardo Mancini. Era presente Salvatore Buzzi? No, forse la domanda così non va bene, sono io che glielo dico, non glielo dice il Presidente. Non c'è stato nulla di quello che ha detto Buzzi, è una cosa che si è inventata Buzzi col suo amico Campennì. Carminati non gli ha mai detto una cosa del genere a Buzzi perché non è mai esistita. Perfetto. Poi che io vado con Buzzi a piappa il collo Mancini, che Mancini è un amico mio, siamo proprio nel delirio più assoluto. Quindi è una cosa che si è inventato Buzzi di sana pianta, è una cosa che non è successa, perché Carminati non aveva nulla da temere da Mancini, Carminati era amico di Mancini. Okay. Quindi non ha raccontato mai una cosa del genere a Buzzi. Ci stanno 1000 intercettazioni in cui parliamo io e Buzzi e chiaramente parliamo di Riccardo in maniera totalmente diversa, cioè non è stato mai preso per il collo, non c'era nulla da temere da quello che diceva Mancini. Ho capito. Assolutamente, ci tengo proprio a dirlo. Quindi è una cosa che ha detto Buzzi col suo amico, una delle tante, che ci può stare o non ci può stare. Quando parli con un amico puoi raccontargli anche delle sciocchezze. Questa è una sciocchezza. Senta, siccome si dice sempre in questa ambientale che siete andati a menarlo, allora qui adesso non si sa, non è contestualizzata, ognuno può pensare che siete andati a menarlo per qualunque cosa, perché io almeno dalla conversazione non ho capito a cosa. Siete mai andati, lei e Salvatore Buzzi, a menare Riccardo Mancini? Ho risposto prima, è la stessa risposta che ho dato prima. Non esiste al mondo una cosa completamente inventata di sana pianta. Neanche per fare sì che Mancini... A parte che è difficile picchiare Riccardo Mancini, questo glielo metto per iscritto. Riccardo Mancini non ha paura di nessuno, è una persona coraggiosa e penso che si sarebbe difeso molto bene. Ma il problema è un altro. E comunque stiamo parlando di una cosa che non è mai successa, una cosa completamente inventata. Ho capito, neanche per indurlo a pagare i crediti della cooperativa? Ma quando mai? Ma che stiamo scherzando? Ma Riccardo è un amico mio, che faccio? Ma ricominciamo con l'Aquila Sgozzata, ma leggetele bene le intercettazioni, leggetele bene tutti quanti, basta leggerle. Io in quel momento con l'Aquila Sgozzata deliravo perché c'era appena stato l'articolo sui re di Roma e deliravo sulla droga e deliravo su queste cose qua con Salvatore. Ci stanno 4 righe in cui lui mi dice sono andato a parlare con la D, mo la prendo, ce l'ho qua, perché sennò, mi perdoni Presidente, perché sennò qui vedo che se no torniamo sempre sulle stesse cose. Eccola qua, Aquila Sgozzata, pagina 109. Allora, eccola qua, Massimo, sulla prima facciata, io ho solo i brogliacci, Presidente. Va bene, senti un'altra cosa, io vado poi domani a farmi un giro dagli amici nostri per vedere se posso accelerare quelle definizioni dei pagamenti. E Salvatore mi risponde, sì, guarda, ho sentito l'amministratore poco fa. Io ho detto, oh, ti ricordi i pagamenti? E lui mi ha fatto, che come per dire che palle. E io dice, mo lo famo strillare come l'Aquila Sgozzata. Dopo 40 minuti, io ci dovevo andare il giorno dopo, dopo 40 minuti lui ha conferma Salvatore con martello pneumatico che la fattura era stata pagata. Ma che andate cercando? Abbiamo fatto un film sull'Aquila Sgozzata. E ancora me ne parla, avvocato, con tutte queste cose, il Ceciarculo, l'Aquila Sgozzata. Purtroppo Carminati parla così, sono una persona ignorante, l'ho detto. Io in mezzo alle anime belle parlo così. Senta, io adesso le farò un elenco di nomi che costituiscono un circuito relazionale di Salvatore Buzzi con la pubblica amministrazione. Le chiedo quali di queste persone Salvatore Buzzi le ha presentato o che comunque lei conosceva. Panzironi già le ho chiesto, però non so qual è la sua risposta, se lo ha conosciuto o Buzzi gliel'ha presentato. La domanda me l'ha fatta il Presidente. E io ho risposto che non lo conosco. Fiscon? Ma quando mai? Santarelli? Quando mai no, non conosco. Cozza, direttore del 5° Dipartimento? Non so chi sia. Scozzafava gli ha già risposto, non glielo chiedo. L'ho visto una volta a un pranzo, abbiamo parlato di pugilato, alla fine della festa l'ho conosciuto credo sarà stato settembre-ottobre 2014, prima non l'ho mai visto. Poco prima del suo arresto. Anelli? Esattamente. Anelli? Ma quando mai? No. Casonato? No. Perrone? Ma no, non so di chi stiamo parlando, sono persone, tutti questi nomi mi sono stati noti dopo gli arresti, quando ho letto gli atti, cioè seguendo il processo. Fortini? Sono tutte persone che io non conosco. Prego? Fortini? No. Solfanelli? No.
Belviso? No. Tancredi? No. Visconti? No. Cassone? No. Funari? No. Bianchini? No. Cola, non Lorenzo, Cola, pubblico ufficiale, direttore, funzionario delle politiche abitative? No. Profeta? No. Caradonna? No. Senta, nell'epoca Marino, dopo la famosa intercettazione della minigonna, lei aveva... La strategia. La strategia. Sì. Ci sono stati dei lavori, degli affari, qualcosa che ha condiviso con Salvatore Buzzi, sempre nella logica dell'associazione e partecipazione? No, credo proprio di no. Conosce Luigi Ciminelli, direttore delle politiche abitative? Non so chi sia. Aldo Barletta? Non so chi sia. Gabriella Cerbi? Non so chi sia. Gaetano Altamura? No. Bruno Cignini? No. Claudio Turella? Guardi, dico di no perché sicuramente non lo conosco, manco ho sentito il nome, dico di no, non so chi siano queste persone. Guardi, Emanuela Salvatori? Non so chi sia. Mirella Di Giovine? Di Giovine? No. No. Tassone? Già me l'ha detto prima, già ho detto no. No, Tassone non gliel'ho Doppio chiesto. no. Sì, gliel'ha Sì, me l'ha chiesto detto prima, prima. avvocato. Cassone avevo chiesto, con la C, e questo non è con la T. No. No. Cassone, Non conosco delegato del nessuna- sindaco per le cooperative sociali, Presidente, quello che chiedevo Nessuna- prima. Non Questo lo invece conosco, è non Tassone. conosco, non conosco nessuno dell'entourage del sindaco Alemanno. Io Coratti? del sindaco Alemanno. Prego? Coratti? No, no. Ozimo? No. Caprari? No. Ferrari? No. Giansanti? No. Tredicine? No. Figurelli? No. Nieri? No. Pedetti? No. Carlini? No. Odevaine? No. Schina? No. Francesco Ferrara? No. Tiziano Zuccolo? No. Stefoni? No. Menichelli? No. Placidi? No. Patanè? No. Zingaretti? No. Leodori? No. Vincenzi? No. Calistri? No. Senta, dopo che Mancini rassegnò le proprie dimissioni, furono nominati prima Borghini e poi Lopresti. Lei li ha conosciuti? Assolutamente no. Del CDA di Ama, a parte Berti, di cui già abbiamo parlato, conosceva qualcuno? Assolutamente no, a me non mi interessava nulla di Ama. Ama non avevo nessun interesse in Ama, né mi è mai stato proposto giustamente a Salva. Che potevo fare io in Ama? Con Cosma? Cioè, non mi è mai stato né proposto né chiesto né me ne sono mai interessato. Incidentalmente ho conosciuto l'avvocato Berti perché era l'avvocato civilista di testa e ci ho fatto un pranzo insieme, una volta l'ho visto a Piccoli Passi, quando già non era più nel consiglio amministrazione AMA. Non mi interessava proprio AMA, non era un argomento neanche di cui parlavo. Certamente ho ascoltato discorsi in cooperativa perché loro lavoravano tanto con AMA, però a me non mi interessava nulla. Senta, Quarzo lo ha Mi mai sembra sia stato anche chiarito, insomma. Prego? Quarzo l'ha mai conosciuto? Sì, Quarzo mi è stato presentato a Fabrizio Testa. L'ho visto 2 volte. Una volta in un comprensorio Bianemea, la prima volta che l'ho visto, e poi l'ho visto una volta alla Piccoli Passi, dove era venuto peraltro per parlare e per aiutare Lorenzo della Piccoli Passi, non per altri motivi. Poi non l'ho più visto. La storia dei manifesti è una panzana, una cosa che ho detto io a Luzzi, ma assolutamente non è vero.
Senta, lei aveva qualche... Peraltro già ho detto che se me l'avessero chiesto l'avrei fatto, insomma, ma nessuno me l'ha chiesto mai. È stata una sciocchezza che ho detto a Luzzi. Senta, lei aveva qualche interesse anche futuro, cioè in programma con la cooperativa Santo Stefano, quella di Giovanni Campellini? Ma assolutamente no, che mi importava a me, cioè, non mi interessava proprio, non mischio mai le cose, io avevo interessi miei, non l'avrei mai mischiati con nessuno. Io ribadisco, ho sempre solo parlato con Salvatore, cioè e basta, non mi interessava parlare con nessun altro. Rocco Rotolo e Salvatore... Mi piacciono le cose semplici, non mi piacciono le cose complicate, anche nei miei rapporti con le persone, quindi Rocco Rotolo avevo conosciuto ma no. Rocco Rotolo e Salvatore Ruggero li ha conosciuti? L'ho conosciuti in cooperativa come lavoratori della cooperativa e una volta ci siamo trovati a Sergi a un pranzo con il dottor Maronaro. Peraltro io sono andato lì perché c'era Carlo Pucci, non perché c'erano loro. Ha mai parlato con loro di investimenti nella cooperativa? No, assolutamente no. Assolutamente no. Senta, ci ha raccontato l'altra volta, ci ha spiegato l'altra volta, e non è il senso della domanda, non è quello di ritornare su questi argomenti, i suoi rapporti con Senese, De Carlo, Diotallevi, li ha mai presentati o ne ha mai parlato a Salvatore Buzzi? Ma quando mai? Erano mondi completamente diversi, non esisteva proprio. Cioè, Michele Senese lo vedo per rallegrarmi della sua uscita dal carcere dopo 8 anni, dopo esserci stato 4 anni in galera a Rebibbia. Quindi è una persona a cui tenevo ed ero contento di saperlo in libertà, punto. Non c'è stato mai nulla, non è vero che abbiamo mai litigato, non abbiamo avuto nulla da contendere. Quindi, Massimo Perazza. Di Carlo era un ragazzo incensurato prima di questo processo con cui andava a vedere il pugilato, la terza persona con cui Diotallevi basta leggere quello che diceva lui all'avvocato dell'anno, come si dice? Le intercettazioni stanno là, cioè, non l'ho mai presentate a Salvatore, assolutamente mai, avvocato, mai. Massimo Perazza, Fratelli Prudente, Andrea Infantino, Matteo Calvio, Item, Refrigeri, Manattini, sono persone che Salvatore Buzzi ha mai conosciuto? Assolutamente no, quelle sono persone che gravitavano intorno a Leni, credo, quasi tutte, adesso però sicuramente no. Fabio Salvatore Gaudenzi, non è mai venuto a Leni a Corso Francia, cioè, quindi non può averli visti neanche incidentalmente, neanche perché stavano con me in quel momento. Io quando andavo in cooperativa sono andato un paio di volte con Guarnera, un paio di volte con Bruggia, perché mi ha accompagnato, ma non ho mai portato nessuno di queste persone. Fabio Gaudenzi, Macchi, Bracci, sono persone che Salvatore Buzzi ha mai conosciuto? Assolutamente, credo proprio di no. Gliene ha mai parlato? Ma per quale motivo? Ma con queste persone molto spesso ci ho parlato pochissimo io, figuriamoci se ci ha parlato Salvatore. Senta, le faccio... Però scusi avvocato, a questo punto facciamo un quarto d'ora di pausa e poi riprendiamo. Manca ancora, possibile. Non si sa quanto, non c'è stata data un'indicazione di tempi, quindi intanto sospendiamo un momento e poi riprendiamo. La prima volta che ho scoperto dell'esistenza dei fascisti avevo 11 anni ed ero al mare con mia madre e una mia amichetta mia coetanea. Arriviamo in spiaggia, io e la mia amichetta entriamo in acqua, usciamo dall'acqua e mia madre non era sotto il nostro ombrellone.